Bene, ringrazio per essere intervenuti al convegno e vorrei che il prefetto di Venezia, il dottor Vittorio Zappalorto, che ha gentilmente accettato il nostro invito di essere presente, dicesse qualcosa. Beh, io intanto ringrazio per questa iniziativa che è stata voluta e pensata proprio qui a Venezia, dove c'è uno degli archivi storici più importanti d'Italia. E quindi un ringraziamento da parte mia è doveroso per l'attenzione che è stata posta sulla città. E non ero preparato per questa cosa, confesso che sono venuto un po' così alla spicciolata. Ecco, e naturalmente mi auguro che il convegno abbia il successo che merita, perché non si tratta soltanto del riconoscimento di quella che è la storia del nostro paese, che è contenuta in questi meravigliosi, questi scrigni pieni di storia, quindi di storia del nostro paese che va tutelata e conservata, ma sono anche delle teche che conservano e propagano la democrazia, gli archivi storici come elementi del tessuto, del carattere democratico del nostro paese. Una cosa affascinante, un tema molto importante, affascinante, nel quale io credo, e anche per questa intuizione ringrazio chi ha organizzato questo convegno e auspico che abbia il miglior risultato. Grazie. 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 E vorrei che prendesse la parola il professor Filippo Carinci, che è il vicepresidente responsabile, segretario accademico dell'Ateneo Veneto. Io porto buongiorno a tutti e benvenuti nella sede del nostro Ateneo Veneto. Vi porto il saluto del presidente ambasciatore Giampaolo Scarante, che non è potuto essere presente oggi a dare inizio a questo importante convegno. L'Ateneo ha sostenuto l'iniziativa dell'amico consocio professor Santoro, che è sembrata veramente di grande interesse e di grande importanza, iniziativa peraltro appunto appoggiata dall'Università di Roma La Sapienza e dall'Istituto Centrale degli Archivi, quindi con un sostegno, diciamo, di grande rilievo istituzionale. La nostra istituzione si è dunque sentita onorata di poter ospitare un incontro che a nostro avviso è di notevole importanza in un contesto in cui la realtà degli archivi, che hanno una tipologia, come voi meglio di me sapete, estremamente complessa, vero, a volte rispetto alla grande corrente di opinione pubblica appare per certi versi un po' trascurata, se non considerata in maniera a volte approssimativa. In realtà la metafora, tra l'altro, dell'arsenale ripresa nel titolo del convegno mi sembra particolarmente appropriata, non solo perché siamo a Venezia, ma perché l'idea di arsenale comprende una larga sfera di attività che va dalla costruzione di equipaggiamenti importanti e soprattutto giunge alla manutenzione, che è un altro aspetto ugualmente assai importante. Quindi gli archivi come arsenali della democrazia mi sembra un tema particolarmente stimolante, proprio perché la consistenza così estesa di una documentazione di natura estremamente differenziata richiede un'attenzione, una manutenzione, direi, costante, soprattutto avvalendosi poi oggi di tutta una serie di sistemi nuovi, di approcci totalmente innovativi rispetto al passato. La documentazione archivistica è la linfa della ricerca storica. Senza
una buona salvaguardia degli archivi, molte pagine di storia anche di rilevante peso non sarebbero mai state scritte. Per cui ritengo che per l'Ateneo ospitare una manifestazione culturale così interessante, un dibattito scientifico su un argomento estremamente complesso qual è quello degli archivi, sia diciamo nota di grande soddisfazione. Credo che anche il nostro Presidente condivida e mi ha incaricato appunto di portare la sua parola e il suo saluto a tutti voi. Quindi concludo augurando al consesso di questo convegno buon lavoro, sicuro che poi anche gli atti del medesimo possano essere pubblicati nella sede dell'Ateneo, quindi dando anche diciamo, un contributo da questo punto di vista. Ringrazio in particolare l'amico Santoro per l'impegno che ha diciamo, posto nella realizzazione di questo convegno. A tutti di nuovo auguro buon lavoro. Grazie. Bene. Grazie ancora. Entriamo in media stress. Come voi sapete, io sono all'interno di un consesso di archivisti, colleghi e amici. La produzione e la conservazione dei documenti archivistici si sono determinate nella storia come attività nate in precisi contesti sociali, necessitate dalle richieste che gli stessi contesti ponevano e strutturate con modalità differenziate per realizzare gli scopi ad esse assegnati. In realtà qualsiasi atto di produzione e conseguente conservazione documentaria, lungi dallo svolgersi secondo modalità uniformi e naturali, comporta impegno, lavoro e costi conseguenti che ogni società ha affrontato ed affronta in relazione alle aspettative che essa ripone nei confronti dei complessi documentari archivistici, cui assegna ruoli e funzioni molto significative per lo sviluppo della sua stessa civiltà. In ultima analisi, la storia degli archivi è la storia stessa delle società e delle amministrazioni che li hanno prodotti e conservati e deve rappresentare un fondamentale momento di conoscenza e formazione degli archivisti, che non possono ritenersi paghi di approcci numerici, dimentichi dei contesti e dei legami che solo rendono significanti le singole unità all'interno del tutto. La creazione dei documenti archivistici è coeva all'invenzione della scrittura sillabica e ne è in qualche misura la causa stessa, come ci stanno insegnando gli archeologi di quel periodo storico. Il mondo mesopotamico si era strutturato già nel IV millennio a.C. come un'economia gerarchizzata, nella quale la divisione delle funzioni aveva portato ad una divisione del lavoro fra contadini e tecnici che avevano appreso capacità di elaborazione e lavorazione delle materie prime prodotte. I sistemi di canalizzazione, i progressi delle tecnologie agrarie che ne derivarono, l'introduzione di modalità avanzate di agricoltura irrigua portarono a surplus notevoli di produzione agraria ed artigianale che potevano essere scambiati all'interno del Golfo Arabico con popolazioni limitrofe interessate a tali prodotti. Il surplus e lo scambio portarono alla formazione di grandi città, con al centro il palazzo ed il tempio, da noi definite città palaziali, che dominavano un contado spesso molto vasto, nel quale intervenivano per la migliore organizzazione della produzione. All'interno di questa organizzazione nacquero tecnologie scrittorie per meglio individuare le merci scambiate e velocizzare, rendendola più sicura, l'attività dello scambio. Prima i sigilli su cretole di argilla, poi i contrassegni, presto codici sillabici che non avevano più nessun sostrato pittografico o ideografico, ma si riferivano ai beni rappresentati attraverso valori fonetici condivisi. La scrittura quindi nasce per scopi prettamente amministrativi e gestionali, quindi archivistici, e nel primo millennio del suo uso è di documenti archivistici che siamo in presenza. Si va dalle antichissime tavolette di argilla della città di Ur, databili fra il 3200 e il 2900 a.C., ai siti di Tello, l'antica Girsu. I documenti superstiti sono di natura essenzialmente contabile,
computando l'ingresso nella città palaziale di armenti, ovini, bovini, metalli, oro ed argento in grande quantità e contestualmente rilevando l'uscita di altri beni. Sono però presenti anche liste lessicali per la scrittura in diverse lingue di oggetti o concetti, a testimoniare della presenza presso gli scribi di strutture di formazione organicamente costituite. Di grande momento, come tutti sappiamo, la scoperta del sito della città di Ebla da parte della missione archeologica italiana guidata dal professor Mathieu. Ad Ebla è stato rinvenuto un vero archivio di deposito del palazzo ed è stato possibile venire in possesso di conoscenze sulla produzione e gestione della documentazione archivistica, oltre che sulle sue modalità di conservazione. La civiltà delle tavolette d'argilla durò molti millenni, toccò regioni di grande estensione, comprese la Grecia minoica e la Grecia micenea, ma non l'Egitto, se si eccettua il complesso di Elamarna. L'uso di questi archivi non può essersi discostato dalle necessità amministrative e politiche volte al controllo della gestione delle risorse economiche delle città palaziali e dei loro rapporti internazionali. Pure nella città di Ugarit, nella Siria meridionale, dove intorno al 1500 si sviluppa la scrittura alfabetica in luogo delle forme sillabiche, noi possiamo ipotizzare la creazione nel Palazzo Reale di uno spazio per la conservazione dei contratti e degli atti privati dei cittadini, come accadrà in modo chiaro e consapevole nel mondo greco. Il secondo e il primo millennio a.C. saranno inoltre caratterizzati dall'emergere di ampie e meravigliose biblioteche su tavolette d'argilla, si pensi alla biblioteca di Assurbanipal a Ninive, grazie alla quale siamo ridotti sulle splendide creazioni letterarie, poetiche e storiografiche della civiltà babilonese, della civiltà ittita ed accadica. L'Egitto faraonico, dal canto suo, appare caratterizzato da un sistema sociale volto, come è stato autorevolmente detto, a estrarre dal territorio la più parte delle risorse per la cassa del faraone, cui solo andavano attribuite le proprietà di tutti i beni, semplicemente concesse in usufrutto ai sudditi e sempre revocabili. L'organizzazione amministrativa che si crea al servizio del faraone diventa di necessità molto complessa e si appoggia su di una classe di scribi in grado di utilizzare la scrittura per conoscere in primo luogo il territorio e le sue proprietà e in secondo luogo le persone in esso operanti. Quindi un analitico sistema di tassazione basato sul catasto organizzato nei diversi nomoi in cui il regno era distinto e modalità di registrazione dei documenti attestanti i diritti di possesso sui quali i sudditi pagavano imposte all'atto della stessa registrazione. Il clima creato dalle aride sabbie del deserto ha permesso la conservazione millenaria di cospicui gruppi di papiri ed ancora ne emergono dalle necropoli. Ricordiamo l'archivio papiraceo della piramide di Nefertikara, intorno alla metà del III millennio a.C. In esso troviamo registrazione di entrate di terreni, rutinarie ispezioni sulle modalità di coltivazione, sistemi di razionamento, controlli sul pagamento in natura dei lavoranti. Anche per il Regno Medio e per il Nuovo non mancano i ritrovamenti. Si pensi solo alla corrispondenza diplomatica delle tavolette d'argilla di Elamarna, che ci parlano di rapporti con città mesopotamiche e le città-stato della Palestina e della Siria. In Grecia classica, passata ormai al papiro, sussistono dalla fine dell'VIII secolo un'esigua serie di documenti su bronzo, pietra e marmo e una decina di essi sono decreti pubblici, compilati da ufficiali di Stato. È dall'età di Pericle che documenti su tali supporti si moltiplicano e sono stati divisi dagli archeologi in 4 filoni fondamentali: documenti concernenti i rapporti esteri con le città dell'Egeo facenti parte dell'impero ateniese o alleanza, come sottilmente si definiva e come normalmente si definisce sempre un impero, resoconti di magistrati svolti alla fine del loro mandato, lapidi mortuarie per la commemorazione dei morti in battaglia per la città che ci forniscono preziose informazioni sulle guerre stesse ed i loro esiti, decreti per la celebrazione di culti e loro rituali. Tali documenti hanno sistemati in luoghi pubblici per essere visti dai cittadini e non abbiamo traccia di archivi segreti. È evidente che questi documenti presupponevano originali papiracei ed è accertato in Atene l'archivio del Consiglio della comunità nel Metron, il Tempio della Madre di Dio, nel quale, ci dice Aristotele, erano conservati gli originali delle leggi assunte davanti all'Assemblea Generale, documenti contabili e finanziari, i processi, compreso quello di Socrate, e gli efemerides, registri di minute
delle riunioni del Consiglio della Boulè e dell'Assemblea Generale. Gli efemerides saranno replicati nel mondo ellenistico, dove prenderanno il nome impronunciabile di Menautismoi, Nel mondo romano saranno chiamati commentari e presso la Cancelleria Vaticana e le cancellerie dei comuni assumeranno il classico nome di registri. Quindi c'è un lungo filo conduttore che ci porta fino ad oggi. È certo che i grandi storici che dettero inizio alla storiografia come scienza consultarono tali documenti, seppur non appare nel mondo greco un particolare interesse degli storiografi per i documenti archivistici. Si vede il caso di Tucidide, che non solo nel suo proemio alla guerra del Peloponneso non cita all'interno della sua immortale illustrazione metodologica gli archivi come fonti, ma addirittura ne ignora, certamente a bella posta alcuni, come nel caso famoso della storia dell'isola di Melo. Voi sapete che l'isola di Melo fu distrutta dagli ateniesi perché gli abitanti di Melo erano stati accusati di voler andare con gli Spartani. E Tucidide dà di questo episodio una caratterizzazione tipo imperialista. Gli ateniesi sono dei malvagi, sono andati lì e hanno ucciso. Il problema è che poi c'è stato scoperto un documento su pietra cui spiegava che l'isola di Melo faceva parte dell'alleanza, tra virgolette. Quindi in qualche misura avevano tradito, è un po' diverso. Però il più originale contributo che il mondo greco diede allo sviluppo degli archivi fu quello di una tipologia di documento privato dotato di forme canonizzate e di un sistema assolutamente innovativo di conservazione di tali documenti per assicurare la certezza del diritto dei cittadini. In primo luogo nella città greca vennero creati tecnici della documentazione che svilupparono le loro conoscenze a partire dalla loro attività di funzionari incaricati di sedare dissidi intervenuti nelle piazze commerciali. Questi funzionari vengono chiamati agoranomoi. Gli agoranomoi elaborarono uno specifico tipo di documento, il documento appunto detto agoranomico, la cui validità era somma rispetto allo semplice documento privato, il chirografo, semplice carta privata che passava di mano in mano e non conservava grande valore in giudizio. Il documento agoranomico appare caratterizzato da una parte exterior con l'oggetto del negozio e dei testimoni ed una parte interior, il vero e proprio documento. Eppure anche il documento agoranomico non giunse mai, come accadrà invece nel Medioevo europeo, ad acquisire fede pubblica. Nel mondo greco-ellenistico, ma poi anche in quello romano dell'impero, solo la consegna del documento all'archivio della comunità, nel mondo romano detta insinuatio, farà assoluta fede della vericità del suo contenuto. Gli istituti notarili greci furono assunti integralmente nel mondo ellenistico, che si dotò di strutture molto avanzate di conservazione all'interno di un'efficiente burocrazia, e lo stesso accade per l'Egitto dei Tolomei, che riprendono la tradizione faraonica. Anche qui abbiamo molti papiri superstiti. Ricordiamo a titolo di esempio l'archivio di Zenone, intendente di Apollonio, che fu un ministro delle finanze intorno al 250 a.C. Il regno seleucidico ci ha lasciato ben poco in ambito archivistico, se si eccettano i documenti della città fortezza di Dura Europos in pergamena e papiro, che si distendono per oltre 4 secoli, dal IV secolo a.C., toccando anche il periodo romano. Il mondo romano usò nei primi secoli supporti scrittori diversi dal papiro della pergamena. Molto diffuse furono le tavolette cerate, ma anche il bronzo, il legno e il bronzo in cui furono scritte le 12 tavole. I più antichi documenti di cui ci parla la storiografia romana furono probabilmente i libri lintei, tratti dal lino, che utilizzavano il lino come supporto scrittorio e nel quale erano elencati i nomi dei consoli e degli altri magistrati romani. I libri lintei erano conservati nel tempio di Junio Moneta. Le stesse fonti letterarie, a cominciare da Plutarco, ci parlano della precoce costituzione di un deposito della documentazione più preziosa della Repubblica, l'Erarium Saturni, presso il Tempio di Saturno. L'Erarium conteneva i commentari dei consoli, commentari del Senato, del Pontefice Massimo, ad imitazione degli efemerides greci. Nei secoli la documentazione scritta acquisisce un ruolo centrale nell'organizzazione amministrativa romana
e nel 78 a.C. viene costruito il Tabularium, un vero e proprio archivio di Stato della Repubblica Romana dove le principali serie documentarie degli organismi di governo vengono concentrati. La più importante fra esse furono certamente i libri Sentenziarum in Senato Dictarum, la raccolta di pareri legislativi del Senato che, pur non avendo valore di legge che spettava ai comizi, in realtà non venivano mai ribaltati. Il periodo imperiale del Principato è caratterizzato da una nuova disseminazione dei luoghi di conservazione archivistica legata alle strutture autoritarie ormai consolidatisi. Il tabularium viene gradualmente abbandonato, rimanendo solo il deposito degli atti del Senato, esso stesso un simulacro del passato. Man mano si sviluppa una burocrazia archivistica, ne abbiamo notizia dai tempi di Claudio, ma sarà solo nell'età del dominato, a partire da Diocleziano, che avremo una cancelleria strutturata, nella quale si creeranno gli archetipi dei principali documenti pubblici, utilizzati poi dalla cancelleria della Chiesa Cattolica, che costituirà il trade union tra il mondo antico e il Medioevo. Per i documenti privati, il mondo romano tardo-antico accetta l'impostazione greca della loro conservazione presso strutture pubbliche e sorge l'istituto dell'insinuazio presso le curie municipali. Però il più importante contributo che la civiltà romana fornirà al mondo che gli succederà, noi sappiamo, è l'elaborazione del diritto romano e un diritto giurisprudenziale che consente la creazione di uno spazio autonomo della società civile al riparo dalle intromissioni dei poteri politici e religiosi, bisognoso di documentazione scritta. La fragilità del potere imperiale, costituito da corti itineranti, nel Medioevo impedì per lunghi secoli la stabilizzazione della conservazione archivistica, come del resto l'irrobustirsi delle stesse prerogative pubbliche del sovrano. L'Alto Medioevo, quindi, vede la schiacciante superiorità delle strutture della Chiesa Cattolica per la conservazione degli archivi. La forza delle strutture ecclesiastiche che avevano elaborato la lezione del mondo imperiale rimase soprattutto in campo archivistico l'unico elemento di continuità, con un passato ormai troppo lontano. Fino all'undicesimo secolo non c'è un complesso di documenti, sia pur piccolo, che non ci sia pervenuto da monasteri, chiese, cattedrali e capitolari, diocesi vescovili. Si tratta di nuclei di pergamene che come supporto avevano quasi del tutto sostituito i papiri, i cui oggetti riguardano per la quasi totalità la gestione del ricco patrimonio ecclesiastico, con acquisti, vendite, donazioni, lasciti testamentari ed in casi meno frequenti coltivazione delle stesse terre, modalità di produzione delle terre stesse. Presso il Vescovo di Roma si sviluppa una vera e propria cancelleria già negli ultimi secoli dell'Impero Romano, e si creano registri nei quali viene trascritta l'attività ordinatoria del pontefice, di cui però non ci sono rimasti originali fino a Gregorio VII, quindi fino all'undicesimo secolo, un periodo molto più lontano. Il più antico originale è la lettera di Adriano I a Carlo Magno, oggi conservata agli archivi centrali di Parigi, del 784. L'Alto Medioevo vede il sorgere di un nuovo tipo di documento privato, analogo all'actum publice confectum del documento tabellionale del mondo antico. Abbiamo detto che nel mondo antico, sia greco che romano, si crea una categoria di specialisti del documento che nel mondo romano vengono chiamati tabellioni e che creano questo atto fatto al modo dell'atto pubblico, l'actum publice confectum, che non è accettato in assoluto nel mondo antico come atto valido, ma lo sarà nel Medioevo con la distruzione delle istituzioni pubbliche. Non sono più i tabellioni, ma i notai, la nuova figura che rende il documento più certo, ed è a partire dal XII secolo il documento notarile diventerà assolutamente valido, perché il notaio sarà ormai dotato di fede pubblica. Quindi nel Medioevo europeo, o comunque mediterraneo, perché poi il fenomeno notai è del mondo mediterraneo, la fede pubblica è data da un funzionario dotato di fede pubblica, non da un archivio pubblico di Stato. L'età comunale conosce un meraviglioso rigoglio archivistico, grazie alla riscoperta del diritto romano da parte degli autori bolognesi e all'opera, che abbiamo detto, dei notai nel mondo mediterraneo, figure laiche uniche nel panorama europeo per la gestione della documentazione.
Occorre dire che nei paesi oltramontani non sorgono tecnici laici della documentazione così caratterizzati e la forza degli intellettuali chierici rimane indiscussa anche in campo letterario. C'è un testo uscito da poco di uno studioso americano che ci dice appunto che in Francia o nello stesso impero germanico sono i chierici che scrivono anche testi letterari. Nel Regnum longobardo e poi franco era diverso. L'opera dei notai non si limitò ai rapporti fra privati, ma essi furono chiamati dal potere pubblico, comunale, signorile e principesco, a gestire le cancellerie, a strutturare gli archivi, elaborando forme di redazione e conservazione dei documenti pubblici che ne consentirono la durata nei secoli. Negli statuti comunali il ruolo dell'archivio è sempre menzionato e si affaccia esplicitamente per la prima volta la menzione del suo uso come garante del diritto dei cittadini. Negli statuti c'è proprio questa dicitura precisa, si conserva anche perché i cittadini ne possano avere accesso. È evidente che quando parliamo di diritto in epoca medievale dobbiamo fare riferimento al diritto come partecipazione a privilegi di ceto, di corporazione e cittadinanza, che vengono riconosciuti negli statuti seppur quotidianamente contestati nelle lotte che caratterizzarono ovunque la vita comunale. L'archivio quindi si pone da un lato come arsenale di diritti, ma dall'altra in qualche misura come arsenale dei privilegi, e non a caso in tempi di disordini saranno le prime strutture ad essere attaccate e distrutte per eliminare carte di soggezione e sudditanza. L'Europa moderna, fino alla Rivoluzione francese, eredita dal mondo medievale la società frammentata in privilegi, garantiti da antiche carte archivistiche che neppure i sovrani possono contestare. In realtà il primo vero stato assoluto sarà quello napoleonico, dopo che la rivoluzione avrà distrutto il particolarismo locale. Già nel XIII secolo in Italia la servitù della gleba è abolita, con le sue corvée personali e patrimoniali. Ad essa si sostituisce un sistema di controllo del contato del territorio basato sulle stazioni di dazi, gabelle privative, della munitura e dei corsi d'acqua, sulla gestione della produzione del grano per favorire l'approvvigionamento della città. Si aggiungono i beni comuni per il pascolo e il legnatico e tanto altro, bersaglio della polemica dei fisiocratri, ma soprattutto i diritti di giustizia, che ponevano in mano ai signori feudali e ai rappresentanti delle forze dominanti della città un potere immenso in una società organizzata per ceti. Nel periodo moderno gli archivi del principe si sviluppano e si organizzano conservando il ruolo duplice di arsenale delle autorità e dei privilegi. Rimane ancora però un loro uso a vantaggio della certezza del diritto dei singoli cittadini che si esplica fondamentalmente attraverso gli archivi notarili. In alcuni stati creati appositamente dal potere pubblico, si vedano Firenze o Roma e Venezia, in altri lasciati alla gestione degli stessi notai e dei loro successori, ma sempre aperti a chi avesse interesse a consultarli. I secoli dell'età moderna vedono l'espansione delle strutture statuali in costante dialettica con i poteri particolaristici del territorio che portano alla creazione di organismi in campo fiscale, militare, politico, amministrativo e giudiziario, produttori di documenti che costituiscono i nuclei fondanti degli archivi delle città dominanti. Le deliberazioni dei consigli, gli atti di giurisdizione, le fonti fiscali con al centro le rilevazioni sul patrimonio, prima attraverso estimi e poi più approfonditi catasti, seppur ancora descrittivi, la documentazione relativa alla politica estera postulano la necessità di creare organismi di conservazione coerenti, di facile accesso per i detentori del potere politico, ma anche riservati, segreti, non accessibili anche ad esponenti delle classi dominanti non coinvolte direttamente nella gestione di affari ritenuti particolarmente delicati. Particolarmente delicata e pregnante si presentava la funzione giurisdizionale che in società caratterizzate dalla pluralità di poteri riconosciuti per via consuetudinaria o normativa si poneva come la fondamentale preoccupazione del principe, che attraverso la leva della giurisdizione come giustizia negoziata poteva consentire di riconoscere ai ceti dominanti i propri privilegi e contemporaneamente evitare rivolte o sommovimenti sempre da fuggire. Se ancora nel basso medioevo l'azione penale seguiva la via della denuncia privata e quindi procedure di indagine accusatorie, già nel corso del XIV secolo la lotta contro le eresie condotta dalla Chiesa Cattolica portò ad elaborare riti inquisitori
facenti capo ad inquisitori pubblici che compivano autonomamente gli atti di indagine ed usavano mezzi di pressione sugli accusati che potevano tranquillamente giungere alla tortura. Si pensi ai riti processuali ex abrupto a Venezia praticati dal Consiglio dei 10, che negavano la visione delle prove e lo stesso avvocato agli accusati. Si crearono in ultima analisi negli Stati moderni complessi di documenti imponenti, difficili da gestire ma indispensabili per la pratica dell'azione politica amministrativa, per i quali ben si attaglia la definizione di Bautier di arsenali dell'autorità. Rimase però in tutto il periodo moderno ben viva la funzione degli archivi come garanti dei privilegi del ceto dominante degli stessi sovrani, la cui legittimità era sempre all'apice dei loro pensieri. D'altro canto, i principi permettevano volentieri l'accesso a tale mole documentaria a storici ed eruditi da essi selezionati, per permettere in primo luogo di scrivere la storia della città e dello Stato e della dinastia che poi veniva interpretata in toni evidentemente apologetici. Il passaggio verso un utilizzo degli archivi per finalità anche storiografiche e poi prevalentemente storiografiche sarà un processo ottocentesco e novecentesco compiuto sotto i nostri occhi, di cui, come ci hanno avvertito studiosi, fra cui illustri relatori a questo convegno, non è possibile sottovalutare le difficoltà, i passi indietro, ma anche le inerzie applicative, frutto troppo spesso di incapacità amministrative di più largo momento. L'età moderna vede anche l'espandersi di gruppi sociali nella società civile, anch'essi produttori di archivi di grande rilevanza. Si pensi a strutture di solidarietà sociali a livello delle città, del villaggio o di articolazioni ancora più minute della vita civile. Milizie cittadine armate, confraternite religiose, corporazioni, associazioni di cittadini come le scuole grandi a Venezia. Anche tali organizzazioni hanno avuto bisogno di archivi per legittimare in primo luogo la loro istituzione e poi per esprimere le proprie finalità con attività amministrative, giudiziarie, fiscali e contabili consentite dal potere centrale. La Rivoluzione francese, distruggendo il particolarismo municipale e feudale sul territorio, si rivolge agli archivi ancora come depositi di carte amministrative, ma a disposizione di tutti i cittadini per affermarvi i propri diritti. Così Robespierre, con la legge 7 Messi d'Oro, anno secondo della rivoluzione, in pratica il 25 giugno 1794, in pieno terrore, aprì gli archivi nazionali alla consultazione da parte di tutti i cittadini, proprio perché vi trovassero conferma dei propri diritti. Non venivano prese in considerazione motivazioni di ricerca storico-culturale, tanto che la stessa legge prescriveva che in caso di presenza di mappe o disegni artistici fra i documenti, gli stessi dovessero essere trasferiti a biblioteche sul territorio. Le monarchie amministrative e poi costituzionali che si succedettero nel XIX secolo basarono sulla legge e sui codici la legittimazione dell'esercizio del proprio potere, continuando ad assegnare agli archivi funzioni di arsenale dell'autorità, ma anche, in certa misura, con varianti fra i diversi sistemi politici, dei garanti dei diritti dei cittadini. Sarà il Novecento, con il suo portato di conquiste democratiche e di tragiche vicende di violenza collettiva, ad aprire ad una nuova funzione degli archivi come garanti dei diritti collettivi di una comunità, titolati al controllo dell'attività degli organismi che essa stessa ha eletto e a cui gli stessi debbono rispondere. Si pensi alle norme sull'accesso civico generalizzato ai documenti della pubblica amministrazione riconosciuto con i decreti legislativi del 2013 e del 2016, esemplificati sul Freedom of Information Act degli Stati Uniti d'America, che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai documenti della pubblica amministrazione, anche non avendone un interesse specifico, per avere conoscenza delle motivazioni all'origine di una determinata decisione e dei suoi effetti, salvo per ristrette categorie di documenti attinenti alla sicurezza interna ed estera dello Stato. La pubblica amministrazione italiana non pare pronta ad una svolta così epocale, soprattutto, ma non solo, per la sua ritrosia a dotarsi di strutture informatiche generalizzate e di facile accesso per il cittadino, ma è necessaria la presa di coscienza della società italiana dei propri diritti e pretenderne l'applicazione. Si pensi ancora alla tutela delle norme per la privacy e al diritto all'oblio, essenziali per poter presentare la propria libertà e la propria dignità ed oggi sottoposta a gravi tensioni. Si tratta di una sfida epocale,
difficile da cogliere in tutte le società, ma forse particolarmente in Italia, per effetto di una lunga storia di sottomissione della società civile, ma che ci muove e che ci affascina. Un'altra sfida che io ritengo sia davanti al mondo della ricerca archivistica e della cultura storica e sociale è questa. Il passato ci ha consegnato enormi complessi documentari, composti di milioni di informazioni sulla vita sociale, familiare, politica e civile di quei mondi che li costituirono, organizzate e strutturate con metodologie che noi vogliamo rispettare. La storia, comunque la si voglia metodologicamente definire, pone all'attenzione del presente la larghezza e profondità dell'esperienza umana, che seppur non ci indica quali scelte compiere, tuttavia può preservarci da strade apparentemente facili e irrazionali, ma troppo spesso superficiali e pericolose. Forse oggi la nostra società è in grado di porsi l'obiettivo di ricevere maggiori informazioni dal passato attraverso l'uso di tecnologie dell'informatica delle cose che riescono a superare il limite umano in termini di costi e di tempo. Il futuro, anche prossimo, io ritengo ci consentirà questi passi avanti nella nostra conoscenza. Anche di ciò si parlerà in questo convegno. Grazie. Allora, tocca a me presiedere e ridarvi il buongiorno dopo questa cavalcata che ci vede assistere agli archivi e alla loro affermazione da Ebla al Foia. Mi sembra qualche millennio molto quasi un battito d'ali. Bene, ora do anche ovviamente il buongiorno a tutti voi. E a me, devo dire, del convegno è piaciuto soprattutto il titolo, oltre ovviamente a tutti gli illustri relatori, amici e maestri di generazione di archivisti. Il titolo perché ricorda il fatto che archivi e democrazia siano in realtà una cosa unica, quasi un'indiadi, perché da questo punto di vista una delle più belle definizioni non tecniche, non specifiche, non strettamente metodologiche di archivio è stata coniata qualche anno fa dal NARA, dai National Archives americani statunitensi, riguardo proprio al loro ruolo. Loro definiscono il NARA come una istituzione di pubblica fede che difende la democrazia, dalle quali dipende la democrazia. Anche banalmente gli istituti che sono stati ricordati poc'anzi alla fine dell'intervento del dottor Santoro, del nostro ospite, riguarda proprio questo cuore centrale, questo cuore pulsante degli archivi e del loro ruolo nella società contemporanea. Però, prima di arrivare alla percezione del ruolo, vediamo come la Serenissima si è attivata per avere questa costruzione di un archivio di queste proporzioni ricordate anche da Sua Eccellenza il prefetto Zappalorto. Quindi la parola adesso torna al dottor Santoro per quanto riguarda una prima parte, e poi alla dottoressa Migliardi per la chiusa di questa fase di Venezia. Quindi avete una ventina di minuti a testa circa. No, in tutto. Non farò altro che una piccola introduzione sull'organizzazione e i fondi dell'Archivio di Stato di Venezia, e poi lascerò la parola all'amica Giustiniana che ci parlerà di una fondamentale serie archivistica che è quella dei dispacci diplomatici e del Bailo di Costantinopoli. Allora, la Venezia dogale, nei primi secoli estrema propagine dell'impero bizantino, legame divenuto nel tempo sempre meno incisivo, conservò le strutture istituzionali che da Bisanzio si riannodavano al mondo antico, non subendo in alcun modo l'influenza del feudalesimo occidentale.
La stessa età comunale conobbe interpretazioni originali dell'autonomia cetuale e popolare a Venezia, che ebbero il loro fulcro in una capacità amministrativa assolutamente peculiare che si rispecchiò nella formazione e conservazione degli archivi. Già in età dogale, i tecnici della documentazione di provenienza notarile attorno al Doge accolsero le forme di gestione della documentazione archivistica del mondo antico come erano state rielaborate e praticate dalla Cancelleria Pontificia. Tale struttura tecnica si dimostrò in grado, forse l'unica in grado, di conservare documentazione di origine politica senza far ricorso all'intervento delle strutture ecclesiastiche, come accadeva nel resto d'Italia ed a maggior ragione nei paesi ultramontani. Del IX secolo sono i trattati fra Venezia e il Regnum Carolingio, a noi pervenuti attraverso copie dell'undicesimo, ed i cartulari, detti a Venezia Pacta, redatti tra XII e XIII secolo. Il primo pactum, quello con l'imperatore Lotario dell'840, capostipite degli altri, disciplina sostanzialmente il commercio di beni che Venezia traeva da Bisanzio e da un Oriente molto più ricco e sviluppato, regolando il passaggio delle merci sui fiumi del territorio soggetto al regnum e le guarentigie assicurate ai mercanti per la loro protezione. La funzione di tramite tra Oriente e Occidente, con il beneplacito di Bisanzio e degli stessi Carolingi, che molti ricercatori hanno individuato in epoche successive, in realtà è già presente in tempi così arcaici, testimoniando gli scambi che mai erano venuti meno nel Mediterraneo. Il Pactum Lotari fu replicato con cambiamenti più o meno favorevoli a Venezia in relazione agli sviluppi della situazione politica ed anche nell'età degli Ottoni conobbe nuove versioni. La nascente e strutturata Cancelleria veneziana del XIII secolo volle raccogliere tale documentazione in cartulari, strumenti che si pongono a valle della produzione documentaria, fondendo insieme documenti già redatti all'opposto dei registri che nascono proprio per scrivervi nuovi documenti. I cartulari erano molto diffusi nei monasteri alto-medievali d'Oltralpe, in minor numero in Italia. Anche a Venezia, d'altro canto, documentazione altrettanto antica fu quella degli atti notarili di natura privata, prodotti e conservati presso le istituzioni ecclesiastiche, che rimase conservata presso gli archivi di tali istituzioni e non hanno pertanto mai dato luogo, fortunatamente, ad un diplomatico, nonostante i tentativi napoleonici di isolare le pergamene medievali dai loro fondi e portarle a Milano, tentativo che non riuscì perché dura poco, altrimenti sarebbe riuscito nonostante le grandi proteste degli archivisti veneziani. Uno splendido diplomatico virtuale è stato comunque creato dal direttore dell'Archivio di Stato di Venezia degli anni 70, Luigi Lanfranchi, senza però separare materialmente la documentazione pergamenacea dai propri fondi. L'età comunale sorse anche a Venezia nel XII secolo, seppur in forme istituzionali proprie, che non abbandonavano la statualità patrizia, ma al suo interno comprendevano gli spazi di partecipazione al potere dei diversi ceti, che per tutta la storia della Repubblica, poi serenissima, non contestarono mai in modo significativo il loro status e ruolo. Le serie documentarie conservate per il Basso Medioevo fanno riferimento alle deliberazioni degli organi consigliari del comune, in primo luogo il Maggior Consiglio, espressione di tutto il patriziato, e poi gli organi più snelli creati nel suo seno, primi fra tutti il Consiglio dei Pregadi, poi Senato, il Consiglio dei 10 ed il Collegio. Le deliberazioni trascritte sul registro sono soltanto l'ultimo terminale di una procedura che comportava momenti istruttori e decisionali che per il Medioevo non ci sono stati tramandati, ma che presumibilmente non si discostavano da quanto fatto nel primo periodo moderno, per il quale abbiamo all'Archivio di Stato di Venezia l'intero processo decisionale raccolto nelle cosiddette filze. È impossibile sottostimare l'enorme interesse degli atti di deliberazioni consigliari che costituiscono serie unitarie dal XIII secolo alla fine della Repubblica. La politica interna, l'emergere delle manifatture, i rapporti commerciali di una città che nel XV secolo si avvia a diventare, per usare le parole di Brodel, il centro dell'economia mondo dell'Occidente, i rapporti diplomatici di cui ci parlerà la collega già sovrintendente archivistico il Veneto Giustiniana Migliardi, rappresentano potenti squarci nella storia del mondo che in larga parte aspettano di essere adeguatamente conosciuti ed utilizzati, valendosi anche delle tecnologie algoritmiche
come ci esporranno i colleghi del Banco di Napoli e il professor Alessandro Codello. La serie dei dispacci diplomatici, comprendenti oltre 2000 filze e milioni di carte, registrano gli accadimenti quotidiani dei paesi dove era posta l'ambasceria o la residenza e sono ricchi di osservazioni sulla vita sociale, la cultura, gli usi e le abitudini di quei popoli. Appena 2 mesi dopo, il 4 luglio 1776, il residente veneziano a Londra invia al Senato il testo della Dichiarazione di Indipendenza americana, accompagnandolo con osservazioni di accorato sgomento per il grande coraggio degli insorti, ma anche di incitamento alla corona britannica a compiere un'immediata e dura repressione. Serie archivistiche di diverso genere sono le relazioni finali degli ambasciatori, inviate all'atto della fine del loro mandato, che costituiscono documenti di natura paraletteraria conservati in gran parte alla Biblioteca Marciana. La documentazione giudiziaria comincia ad apparire per serie significative dal tardo Medioevo ed anch'essa sfugge alla diretta responsabilità del doge, il cui giudice del proprio si riduce ben presto a discutere piccole cause civili, ma si concentra in organismi consiliari a ciò seppur non esclusivamente dedicati, quali la quarantia criminale e la quarantia civile. In realtà, nel corso dei secoli, Venezia, e non è soltanto Venezia, non è l'unico caso, mostra di saper riconoscere la necessità di rispettare gli ordinamenti preesistenti dei territori che erano entrati a far parte dei suoi domini e di accoglierne gli usi e le tradizioni giuridiche senza imporre dispotiche volontà centrali. Soltanto il Consiglio dei 10 può riconoscere alle autorità politiche locali il diritto di adottare il proprio rito giudiziario, volto ad inquisire e reprimere il crimine senza garanzie per gli accusati, pur presenti nel rito ordinario, oppure avocare a sé le cause comportanti la pena di morte. Anche Venezia come gli altri stati europei dell'età moderna, non ha nulla del Leviatano obesiano, ma al suo interno convivono giurisdizioni, sistemi fiscali, sistemi associativi e di privilegio non scalfiti dalla forza della città dominante. Probabilmente questo aspetto non è stato colto da Montesquieu, il quale parlava di Venezia come di una sorta di stato tirannico e autoritario perché i patrizi avevano il controllo di tutti gli organismi, ma questo controllo era fermato dalle giurisdizioni, dai diritti del territorio. Per quel che concerne il diritto civile, i tribunali di esso incaricati, le curie di palazzo, applicano il particolare diritto veneto, che rifiutò ben presto il diritto romano, per tutta una serie di motivi legati anche al timore di rientrare nella sfera imperiale, ed applicò una sorta di diritto consuetudinario, soggetto all'arbitrium e alla saggezza del giudice. In realtà, diversi studi hanno accertato che il diritto romano era ben presente nelle sentenze e nelle loro motivazioni, soprattutto il digesto, conosciuto anche a Venezia dopo la grande rivoluzione irneriana. La città lagunare non sfuggì comunque al processo verso l'accentramento che caratterizzò l'intera Europa fino alla rivoluzione francese, quando ebbe il suo vero e violento compimento. Basti pensare al sistema di tassazione, pietra angolare di ogni Stato moderno. Per lunghi secoli i bisogni del potere centrale furono soddisfatti dalla fiscalità indiretta, basata su dazi, privative, diritto di passaggio e scarico, merci, che a Venezia costituivano una voce possente del bilancio. Necessità ulteriori venivano soddisfatte da prestiti obbligatori richiesti alla città e dai comuni limitrofi senza nessun accertamento reale della capacità contributiva. Solo alla fine del XIV secolo a Venezia, durante la terribile guerra di Chioggia contro Genova, si crearono strumenti estimali per far fronte alle necessità finanziarie incombenti. Il secolo successivo vide anche a Venezia la creazione di un sistema regolato di catasto, valido solo per la città e i comuni della Gronda lagunare, successivo di diversi decenni a quello fiorentino, che attraverso dichiarazioni dei proprietari poi controllate permetteva di disporre di un quadro sufficientemente significativo delle rendite e delle tasse da applicare. La serie documentaria del catasto veneziano, che si sostanziano in 7 leve successive a partire dal 1514, dato che quella quattrocentesca è andata perduta, sono tra le più consultate e ancora una volta trovano un ulteriore motivo di interesse nella loro splendida continuità. L'ultima leva fiscale del 1740 viene per così dire tirata anche sulle comunità dello Stato da terra.
Il catasto veneziano era, come i suoi omologhi in altri stati italiani, di natura descrittiva, quindi senza mappe, e basata sul nome della persona come unità di accertamento. Eppure, in sede di controllo delle dichiarazioni si formano registri catastali che partono dal territorio, consentendo uno spoglio delle proprietà all'interno dei sestieri che preludono al catasto geometrico particellare. Lo Stato veneziano interveniva nei più diversi settori della vita civile attraverso la creazione di ufficia, sempre diretti dai patrizi, per periodi però molto brevi, normalmente un anno, al fine di non creare occasioni di conflitto di interessi, anche essi dotati di potestà giudiziarie. Pensiamo all'arsenale, cuore pulsante della manifattura veneziana, agli ufficiali al frumento delle biave, fondamentali per garantire l'approvvigionamento delle città, incombenza tipico di ogni Stato in età moderna fortemente contestata dai fisiocrati, ai 5 savi alla mercanzia. Organismo non espressione diretta dello Stato ma della società civile furono le scuole, di cui 5 dette grandi, le quali non furono corporazioni di mestiere, come farebbe pensare l'etimo latino, ma associazioni devozionali laiche che permettevano ai cittadini, ceto escluso dalla direzione dello Stato, di esprimere la propria cultura e le proprie capacità organizzative, costituendo un momento di coesione sociale di grande rilevanza. Il periodo napoleonico e quello austriaco introdurranno elementi di assoluta discontinuità istituzionale ed amministrativa ed in qualche misura fanno parte di un'altra storia, come lo stesso periodo italiano con le sue specificità. Ciononostante, l'immagine di Venezia come una città del tutto unica nella storia mondiale rimane e si rafforza nel Novecento, quando in essa trovano spazio importanti manifestazioni culturali rivolte alle più diverse culture e civiltà. Grazie. Bene, allora anche qua abbiamo fatto una cavalcata sulla storia istituzionale della Serenissima e anche delle denominazioni straniere. Mancavano soltanto i Sovi esecutori Esiacque, gli esecutori contro la bestemmia, poi c'erano tutte, diciamo, sia le magistrature che consiglia. Bene, allora la parola a un racconto molto, molto importante di un progetto che ha una radice molto antica, perché io sono entrato alla scuola che la dottoressa Migliardi stava già lavorando a questo progetto, che è molto articolato e molto interessante. Quindi le cedo volentieri la parola e l'ascolterò con grande deferenza. Sì, è da dire questo, che anche durante il periodo della mia sovrintendenza non ho lasciato lo studio, l'ordinamento delle carte del Bailo a Costantinopoli. Bailo, cioè l'ambasciatore veneziano a Costantinopoli. E soprattutto ho seguito questa collaborazione di cui vi parlerò un po', collaborazione con gli ottomanisti di Parigi, dell'École des Hautes Études prima e del Collège de France poi. Comunque ancora questo, quello che adesso dirò non vuole essere tanto qualcosa che mostra quello che è stato fatto, sì, senz'altro, ma soprattutto quello che c'è ancora da fare e soprattutto gli spunti che dovrebbe fornire questo che è stato fatto. Questo sarebbe l'essenziale, la cosa più importante. Allora, la potenza politico-militare e commerciale di Venezia è senz'altro testimoniata dai documenti prodotti e ricevuti dalle magistrature del governo centrale, ma la visione più analitica, più completa, più approfondita è fornita quando ci siano, o può essere fornita, insomma, quando ci siano pervenute dalle carte delle cancellerie delle magistrature esterne. Tra queste magistrature esterne, la più importante nell'ambito del Levante è quella appunto del Bailo. Il Bailo figura particolare intanto da un punto di vista istituzionale.
in quanto nasce come console, diventa ambasciatore mantenendo la figura di console. Quindi insomma una figura, mi ripeto, particolare, specifica per le sue competenze e quindi anche per il risultato delle carte. E nelle carte del suo archivio, nella cancelleria del suo, nelle carte insomma della propria cancelleria, si possono trovare, conoscere complessi rapporti intercorsi tra Venezia e la Porta. Però è molto interessante anche poter conoscere la vita sociale, economica nel mondo del Levante, con particolare riguardo però al commercio marittimo. Io ho sempre avuto un grande interesse per i traffici marittimi. Forse ne sa qualcosa Gianni, penso. Anche a scuola insegnavo diplomatica e la mia passione erano i documenti che testimoniavano i contratti di diritto marittimo e spero di averveli fatti amare. Ma forse questo è anche venuto, scusate la parentesi personale, dall'università fino ai primi tempi poi della vita professionale ho seguito l'attività di mio padre, avvocato di diritto marittimo. Qualcosa mi deve essere entrato dentro. Comunque, sempre in quest'ottica ho conosciuto, probabilmente per l'interesse comune, o comune insomma per il mio, sì, insomma in sala di studio, ho seguito in modo particolare uno che poi è diventato amico, Milknia Berindei, il quale venne poi a Venezia con il suo direttore dell'École des Hautes Études, sezione turco-ottomana, il quale propose alla dottoressa Tiepolo una collaborazione nella quale per la quale i documenti turchi contenuti nelle carte del Bailo, ma dopo vi dirò anche del console veneto a Cipro, potevano essere studiati da questi ottomanisti di queste sezioni. Di questa sezione, dico sezioni perché poi è passata al Collège de France. La dottoressa Tiepolo accettò con slancio perché questo dava la possibilità, una maggiore possibilità di studio ovviamente agli studiosi e poi soprattutto costituiva un'interessante prospettiva di lavoro comune tra storici ed archivisti, ed allora non era così facile. La dottoressa Tiepolo però mi ha detto: Giustiniana, mettiamoti alla prova, comincia con un ordinamento, il Bailo è troppo complicato, prima comincia col console di Cipro. Console di Cipro che però ugualmente, console veneto a Cipro, aveva tantissimi documenti turchi che appunto sono stati studiati, letti da Dilek Desev, che faceva parte di questa sezione. Quindi la collaborazione era diventata ufficiale e dopo è stata confermata, devo dire, dai successivi direttori, sempre con slancio, da Paolo Selmi e da Raffaele Santoro. Per quanto dunque, sì, io ho cominciato con il console di Cipro. Console di Cipro, mi ripeto, i documenti sono mi pare 170, cioè sono tanti, e hanno partecipato anche degli studiosi greci, Pardos e poi la Fanny Mavroidis. Mi ha guardato tutti i cognomi perché non era facile, insomma. Ho
la relazione che lesse quando che lesse Gilles Weinstein, che ha sostituito Alexander Benixen, che ci ha presentato quando il Bailo a una fase di ordinamento quasi completa è stata messa in rete, e lui mette sempre in evidenza alcuni elementi, cioè quella della cooperazione internazionale, solo bilaterale ma internazionale, e lui dice siamo ai tempi, on y est encore à l'âge des pionniers. Io non lo so, mi domandavo in questi giorni, adesso se siamo un po' più avanti, forse sì, però in maniera diversa, forse devo dire. Comunque, era poi un'apertura anche per gli specialisti turchi, in quanto gli specialisti di lingua turco-ottomana avevano difficoltà ad accedere ai documenti turchi statali, quasi sempre chiusi, con difficoltà insomma ad entrare, e se c'erano degli studiosi questi erano molto localizzati, cioè non comunicavano con l'esterno. A me è capitato di andare a Sofia per un'altra collaborazione col CIBAL, così per caso sono entrata in biblioteca, in una stanzetta, c'erano 3 giovani che leggevano questo turco antico, ma una meraviglia, nessuno lo sapeva, e quindi proprio la mancanza di comunicazione. E comunque appunto Gilles Weinstein dice la mancanza di formazione linguistica paleografica che deve essere ben particolare, quindi rimaneva sempre localizzata e c'era questa mancanza di collaborazione. E nel momento in cui questa quando c'era la mancanza di poter accedere ai documenti turchi, e i documenti turchi che leggevano nell'ambito del Bailo invece presentavano per loro delle caratteristiche del tutto particolari, perché non erano prettamente amministrativi o politici. E quindi dopo l'ordinamento e dopo la messa in rete sono state evidenziate le serie. Poi forse andare avanti. Sì. Questo sì. Dopo vediamo le serie, che sono parecchie. E queste serie alcune sono state studiate perché hanno solo documenti turchi, diciamo dai francesi ottomanisti. Le più importanti sono state studiate e pubblicate da me, mentre ce ne sono altre 3 o 4 più di contabilità, di mercanzie, così, che ho un po' tralasciato. Per carità, sono consultabili, ma non sono da pubblicare, e io le ho anche lasciate perché egoisticamente era materiale che conoscevo già, che avevo conosciuto con il console di Cipro, quindi ho detto lasciamo che facciano altri. E quelli che hanno studiato i francesi sono in particolare Lettres d'échange, poi scusate, la serie Carte turche di periodi diversi e documenti più importanti. Anche lui ripete dell'elemento raro e così importante per la storia del collegamento tra storico e archivista.
e che entrambi abbiano il coraggio di fare l'uno o l'altro, che non vogliano mescolare le due, dico, professioni, i due interessi. E fa un augurio ai giovani perché dice che bisogna fare un lavoro di base, e con la società con cui ci si trova adesso, lui parla ormai già nel 15 mi pare, dice che il lavoro di base spesso viene tralasciato perché si è presi anche dal fatto di poter arrivare da qualche parte, c'è poco da dire. Importante ancora è che non è finito tutto questo. I documenti turchi sono stati letti tutti, sì, perché sono stati, insomma, è stato finito il lavoro, e nei prossimi mesi verrà presentata a Parigi e a Venezia il lavoro terminato, cioè questo dei documenti turchi esistenti conservati nel Bailo. Per dirvi due parole, mi fai vedere il Bailo prima, perché la figura non è male, se puoi tornare indietro. Sì, questo è il Bailo, però la figura del console, perché appunto comprende le due. Questo sono disegni acquerellati nel Grevenbroich, sono pubblicati, cioè sono nel... Questo è il console con la sua balla di mercanzia. Ecco, poi se andiamo avanti, dove è vissuto prima il console. Qui come console è vissuto, era nella propria nazione insieme a pisani, a genovesi, e facevano commercio, cioè è nato come appunto come console. E qui io ritrovo i miei amici Mairano e Stagnario, i titolari dei contratti marittimi, contratti che spesso sono stipulati proprio qui a Costantinopoli. Da qui si sono spostati poi a Pera. Questa è un'abitazione ancora in stile turco. Vado veloce perché ce ne sono altre di abitazioni, per poi passare, ecco, a questo che invece è in stile occidentale completamente, ed è stato fatto da Memmo, progettato dal Bailo Memmo, che pare che avesse questa attitudine all'architettura, e sembra che è colui che ha progettato Pra della Valle a Padova. Questo è l'inventario, sì, queste sono le serie dell'inventario. Vi mostro qualche documento. Questa è una lettera. È interessante da un punto di vista diplomatico, in quanto si vede che clausa col sigillo pendente e tutti i tagli perché è stata aperta. Questa invece è una lettera, vedete il sigillo aderente, la mansio, l'indirizzo e le piegature della lettera. Vi parlerò adesso delle lettere, perché è un fondo che una serie importantissima, sono 150 buste, e voi sapete quasi tutti una busta 12 centimetri o 15, e questo l'ho pubblicato nel volume in onore della dottoressa Tiepolo. È stato l'ultimo lavoro fatto. È veramente per i luoghi da diventare matti. L'indice dei luoghi mi hanno aiutato in tanti, adesso faccio nomi, ma insomma, anche interni all'archivio. Possiamo vedere, no, dopo non so se c'è ancora qualcos'altro, no, forse no. Questo, le patenti, c'è una serie delle patenti che io non ho inventariato in maniera particolare,
però è un lavoro che si può fare. Io l'ho fatto per il console di Cipro, un lavoro informatizzato, prendendo il nome, la merce, il nome della barca, dell'imbarcazione, e si può fare anche qui. Anzi, sarebbe doveroso farlo, chissà, può anche essere che lo faccia. È arrivato il bailo, troppo tempo, e il bailo è arrivato a noi nel 1868, dopo aver vissuto le varie vicissitudini veneziane, però era rimasto sempre nell'ambasciata veneziana sotto consegne di altre autorità. Volevo dire, scusate, torno un secondo indietro, che il console di Cipro ci è arrivata in sacche di juta, bellissima, affascinante, e tutti appallottolati, quindi prima di ordinarli al restauro Gino Barbieri, non so se qualcuno l'ha conosciuto, li ha stirati per poterli, e c'erano anche delle patenti miniate, cioè ci sono, ma prima non le vedevi, delle patenti miniate splendide. Allora vi dico come ultima cosa le serie più importanti, cioè che io considero più importanti, forse non si può dire le più importanti, ma allora la serie Dispacci. Allora è la serie Dispacci contenuta nella Cancelleria del Bailo, completamente diversa come contenuto dalla serie Dispacci in originale che c'è nella Cancelleria del Governo centrale. Diversa perché? Perché ha tutte le minute con le correzioni, le minute con le aggiunte, ci sono le inserte, ci sono le prove in originale, e c'è tutto il processo fino a che si arriva al documento definitivo che viene chiamato originale di cancelleria. E quindi sono notizie che si possono prendere e che non si hanno nell'originale pulito, dico io, che arriva appunto a Venezia. E ancora di più ci sono notizie che non si trovano per nulla nelle relazioni finali che il magistrato, che il bailo presenta alla fine della carica, perché queste sono molto formali, interessanti, sempre con gli stessi argomenti o a seconda se c'è qualche argomento particolare, ma hanno uno schema formale. Le lettere di cui dicevo, contenuto non solo commerciale, se è commerciale è molto più locale. Esse sono in arrivo e in partenza, quindi dopo in originale e in minuta. E anche cioè ci sono tutti i diplomi ufficiali, formali, con tutte le loro tugre, importantissimi e da un punto di vista estrinseco anche importanti. Però qui l'importanza è data invece dal fatto che queste lettere testimoniano un mondo variegato di usi marittimi e commerciali, di vivaci traffici mediterranei, condotti dalle isole Ionie all'arcipelago, a Cipro, alla costa siriana, palestinese, Smirne, Egitto, fino ad arrivare a Costantinopoli. Non vi dico cosa è stato trovare i nomi. C'era persino lo scoglio degli inglesi. Perché? Perché gli inglesi si fermavano quasi sempre su quello scoglio, sempre. Insomma, non semplice, non semplice, un lavoro interessante, bello. Poi, registri delle carte turche. Vi parlo di questi perché in primo luogo da un diploma originale è stata scelta una parte del diploma che è stato
scritto in questo registro. Come mai quella scelta? Perché il diploma ottomano ha tante volontà negoziali, ma ne è stata scelta una, evidentemente c'era un motivo. Poi a lato c'è la trascrizione del dragomanno. Mi fai vedere il dragomanno? Del dragomanno. Il dragomanno era il segretario particolare che sapeva la lingua turca, ma che si intendeva anche di politica ottomana, e dicono che faceva anche un po' di politica o la politica. Comunque, la trascrizione, a detta di studiosi, non sempre corrisponde all'originale, a quanto detto nell'originale, perché anche qui un'apertura per uno studio enorme. Adesso vi dico i documenti più importanti, una serie di documenti più importanti. Sono documenti che i baili si sceglievano e prendevano quando c'erano le guerre, quando dovevano fuggire. Quindi vi leggo cosa dice il segretario del Settecento, un certo Giacomazzi, e dice: al momento di essere minacciati di una guerra o di doverla intimare, gli eccellentissimi baili abbracciavano le carte più importanti, rimettendo le rimanenti in salvo al signor ambassador de Francia, e nei trasporti non poco andavano smarrite, non venivano però queste mai rimesse. Questo. Un classico. Allora, cosa fare? Si potevano benissimo rimettere queste carte nella loro serie. Diciamo, ci sono lettere, mettiamo nella serie lettere, ci sono ducali, mettiamo lì. Io non sono stata, ho chiesto consigli ai miei superiori e non ho avuto questo coraggio. Cioè, non ho pensato, come mi diceva l'altro giorno Raffaele Santoro, si poteva fare qualcosa di informatico. Insomma, io ho lasciato come sono, perché dico, questa era la volontà dei baili. Però ho fatto un riferimento a dove avrebbero dovuto essere, in modo che si possono... sì, lo sono, ci sono. Sì, questo può essere interessante dire, e questo è abbastanza tranquillizzante, che alla fine di questo inventario, anche, ripeto, se alcune serie non sono completate, c'è un indice per nome dei funzionari con indicazione della carica, con indicazione delle date e delle relative buste in cui si trova il materiale che li riguardano. Grazie. Bene, grazie alla dottoressa Migliardi. Volevo però rassicurarla che di Nabula mi ricordo tutto Sì. in maniera molto distinta, anche perché ho l'assistente oggi all'interno dell'archivio che è la dottoressa Schiavon, che me lo ricorda spesso, quindi non solo memoria ma anche continuo esercizio della memoria. Memoria minuitur nisi exerceas. Però una cosa mi sentivo di dire. Queste sono tematiche che proprio l'applicazione dell'informatica al mondo digitale agevola a risolvere. Di recente abbiamo visto l'apporto che ha dato l'informatica al lavoro sulla mappa mundi di Fra Mauro Camaldolese, ed è una situazione molto
ben strutturata, anche perché le difficoltà linguistiche, lo scoglio di inglesi, la trascrizione, la traslitterazione anche di toponimi, di cognome, ma anche le barriere culturali, del contesto culturale in cui ci si muove, possono essere tranquillamente agevolate da una georeferenziazione. Passati i tempi. Sì. No, passati i tempi. Insomma, quello che una volta si faceva con le schedine e che facevamo con le schedine, oggi chiaramente può essere vista sotto altri profili. Bene, restiamo nel Medioevo, ma con un occhio al Rinascimento, in ambito fiorentino. Vedo che Francesca Klein sta già venendo al tavolo e la ringrazio perché la collega è una delle personalità che tranquillamente è tra le autorità in questo campo, Voi siete di qua? No, benvenuta. Per quanto riguarda i fondi fiorentini, quindi a lei volentierissimo la parola. Grazie, buongiorno. Ringrazio vivamente gli organizzatori che mi hanno invitato a prendere parte a questo interessante convegno, in particolare il dottor Santoro, e affronterò in questa occasione quella parte, il tema del grande archivio di Stato di Firenze, in particolare quello delle carte della parte del Medioevo e del Rinascimento, che da sempre ha esercitato forti suggestioni storiografiche e anche esercita tuttora una potente attrazione sul lavoro degli archivisti. È un tema molto impegnativo che affronterò necessariamente con delle perpennellate impressionistiche, rischiando anche di apparire un po' troppo schematica, e eventualmente mi riservo di approfondire questo argomento in sede di versione scritta. L'Archivio di Stato di Firenze è stato fin dalle origini un potente incubatore di quelle pratiche storiografiche che verso la metà dell'Ottocento, in Italia come in Europa, si andarono orientando verso il recupero del Medioevo, verso la sperimentazione di nuove narrazioni, nuovi linguaggi, nuovi campi di indagine. Queste tendenze di scrittura di una nuova storia che si intendeva nazionale iniziarono allora a misurarsi nel, cito Ilaria Porciani, percorso accidentato dell'archivio, nella lettura faticosa di scritture decifrabili solo con una discreta pratica paleografica e con una sufficiente conoscenza del latino. E si volsero allora all'edizione di documenti archivistici piuttosto che alla lettura delle cronache, che sino allora erano stato il terreno privilegiato della storiografia tradizionale di stampo municipale ed erudito. E risale al decennio antecedente all'Unità d'Italia l'impianto a Firenze di un archivio centrale di Stato, ospitato nel luogo più evocativo della tradizione politica e culturale fiorentina, il cinquecentesco Palazzo degli Uffizi. Nel 1852 questo risultava dall'aggregazione delle carte delle magistrature degli uffici centrali del Granducato. E tali erano il diplomatico, la grande raccolta di pergamene sciolte organizzata e messa al pubblico da Pietro Leopoldo nel 1778, l'archivio politico delle riformagioni, una concentrazione di serie documentarie attinenti alla costituzione dello Stato territoriale toscano, il complesso mediceo delle carte della famiglia Medici attinente al dominio su Firenze e sulla Toscana, tanto quelle anteriori all'investitura ducale che quelle del Principato, politico-diplomatiche. Quindi. L'archivio del Regio Diritto, che riguardava la giurisdizione e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, gli archivi finanziari delle Regie Rendite, delle Decime Granducali, del Monte Comune, del Demanio, oltre alla concentrazione di origine napoleonica delle carte degli archivi delle corporazioni religiose soppresse. Si trattava per la maggior parte dei casi, in particolare riformagioni, ma anche il Medici, Monte Comune e Decime, di concentrazioni documentarie che traevano la loro origine da un plurisecolare processo tradizione archivistica risalente all'epoca comunale,
e al loro interno si articolavano in una sequenza ininterrotta di serie documentarie che copriva un arco cronologico dal XIV fino al XIX secolo. A questi archivi poi si aggiunsero successivamente i versamenti dei tribunali civili e criminali, anch'essi dal 300 all'800, quindi le carte di uffici e magistrature centrali e ulteriori, gli archivi privati anche in donazione e deposito, mentre invece le carte dell'archivio notarile sarebbero giunte successivamente nel 1873. La nuova istituzione archivistica fu affidata dal Granduca Leopoldo II, come tutti noto, alle cure di Francesco Bonaini, dal 1826 docente in quella università pisana che era stata un'antesignana nell'istituire una cattedra di storia. Ed era Bonaini espressione del milieu culturale e politico liberale dell'archivio storico italiano, e che da tempo premeva per ottenere la consultabilità delle fonti documentarie fiorentine. A differenza di altre istituzioni archivistiche che in quel torno di tempo, in altri contesti della penisola italiana, si andarono aprendo al pubblico, ma che ebbero un carattere prevalentemente amministrativo, l'archivio fiorentino tese a configurarsi piuttosto come una istituzione letteraria. Una infatti delle più vigorose idee e forza che Bonaini riuscì ad affermare già al momento dell'istituzione dell'archivio nel quadro dell'amministrazione lorenese consisteva nella convinzione che, cito, gli archivi dovevano costituire dei veri istituti scientifici, precipuamente destinati a avvantaggiare le discipline storiche. E a questa finalità storico-culturale dovevano essere ispirati i criteri per la loro organizzazione e il loro funzionamento. Recentemente, in un saggio che ho presentato nel 2015 a un convegno a Verona su erudizione cittadina e fonti documentarie, i cui atti sono usciti proprio l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, ho svolto alcune considerazioni sul generale riassetto delle serie provenienti dalle antiche concentrazioni documentarie operato da Bonaini e dalla sua scuola nel primo periodo di vita del centrale dello Stato, e sulla particolare immagine di Medioevo fiorentino che risultò dalle operazioni avviate e che non solo hanno largamente inciso sui paradigmi di ricerca della prima medievistica italiana, ma tuttora perimetrano le indagini che si confrontano con la produzione documentaria e in definitiva con la storia della Firenze dei secoli appunto dal XIII al XVI in particolare. E in tale occasione mi sono ricollegata a riflessioni scaturite al tempo del trasferimento dell'archivio dalla sede degli Uffizi alla nuova attuale di Piazza Beccaria, 30 anni or sono, e che poi sono state successivamente sviluppate anche da Stefano Vitali, e ho cercato di procedere a una sorta di archeologia dell'ordinamento storico e mi sono volta ad analizzare i processi di destrutturazione e ricostruzione documentaria operata dalla scuola bonainiana. Come osservato già da Vitali, proprio in quella visione degli archivi come centri di promozione e organizzazione degli studi storici si determinò l'importanza essenziale della problematica dell'ordinamento dei fondi. L'ordinamento che si intese allora mettere in atto a Firenze non si curava tanto del reperimento immediato dalle carte di informazioni utili per fini pratico-amministrativi, ma piuttosto proponeva al ricercatore di ripercorrere attraverso gli archivi le vicende degli istituti, delle società, delle culture che li avevano prodotti. L'assetto generale che doveva risultare fu rinvenuto nel principio che, cito proprio Bonaini, ogni archivio continuasse a rappresentare una istituzione, una magistratura, e che l'insieme degli archivi offerisse come la storia del popolo fiorentino e successivamente del governo toscano. Nella pratica archivistica, inaugurata nel 1852 nell'Archivio Centrale di Stato, si procedette alla dissoluzione delle antiche concentrazioni documentarie, in particolare quella dell'Archivio delle Riformagioni, alla suddivisione delle serie documentarie in corrispondenza della data d'inizio del Principato Mediceo e alla loro sistemazione in complesso di fondi ritagliati a misura delle singole istituzioni
che furono individuate nell'ordinamento dei due distinti periodi costituzionali fiorentini, Repubblica, Principato. Muovendomi a rintracciare in Bonaini e nella sua scuola le premesse di questo approccio storicista alla documentazione di archivio, strumentale alla definizione di una identità politica nazionale, oltre a già sottolineati richiami a Muratori, a Savigny, alla scuola storica tedesca, in questa sistemazione degli archivi alla luce della storia ho ritenuto di evidenziare piuttosto importanti elementi di matrice sismondiana. Primo fra tutti la nozione di forte di Repubblica, accolta da Bonaini per definire l'insieme dei fondi archivistici individuati al di qua del Principato. Ricordiamo che proprio a Sismondi si deve l'attribuzione della qualifica di Repubblica all'insieme di esperienze ordinamentali che si svilupparono lungo l'arco dall'XI al XVI secolo nell'Italia centro-settentrionale a partire dalla fase comunale. E da Sismondi Bonaini riprese anche la data 1530, data di morte dell'ultimo eroe repubblicano fiorentino Francesco Ferrucci, scelta per fissare la cesura archivistica fra Repubblica e Principato, peraltro non giustificata né sotto il profilo istituzionale. La data delle ordinazioni, che è l'atto istitutivo del Principato, è 1532, e tantomeno documentario, cioè fondi come per esempio quello degli 8 di pratica risultano distinti, separati arbitrariamente in due parti. Attraverso questo nuovo ordinamento dell'archivio centrale di Stato si ricreavano nelle carte i tratti della fiorentina esperienza costituzionale cui Sismondi aveva attribuito un valore esemplare, quello di una novella atene elevata ad archetipo del paradigma repubblicano. A mio parere, proprio alla Histoire des Républiques Italiennes, così come recepita da Bonaini e veicolata dallo stesso nipote di Sismondi, quel Francesco Forti, suo compagno di strada in un percorso formativo che datava dai tempi dell'Università Pisana, proprio appunto a questa Histoire des Républiques Italiennes è debitrice la definizione di quell'archivio della Repubblica di Firenze che risultò alla fine del riordinamento documentario fiorentino. L'ordinamento del 1856, seguito alla decostruzione e ricostruzione archivistica bonainiana, disegnò infatti una narrazione di lungo periodo scandita dall'archivio diplomatico, che era una sorta di preistoria degli ordinamenti statali fiorentini e toscani, quindi dall'archivio della Repubblica di Firenze e infine dall'archivio del Principato, fino al 1814. Si trattava di una proposta di lettura della storia di Firenze che dell'esperienza comunale sottolineava la fase dell'espansione territoriale vista come punto di partenza di una maturazione statuale perfezionatasi al tempo del Principato. L'archivio nel suo complesso veniva così a rappresentare una sorta di museo documentale della Toscana che, se rispondeva alle aspettative liberali proponendo una visione del Medioevo ispirata alle suggestioni sismondiane, d'altra parte non trascurava quelle che dovevano essere le istanze dell'amministrazione lorenese. Il percorso documentario aveva infatti come punto di approdo i fondi archivistici del periodo granducale, delineato appunto come forma naturale dello Stato legittimo conforme culmine del processo di incivilimento toscano. E questa declinazione della storia fiorentina poi sarebbe stata confermata anche da tutti gli orientamenti di politica editoriale avviati da Bonaini a coronamento dei suoi lavori di descrizione archivistica, con l'edizione degli ordinamenti di giustizia, gli statuti di parte guelfa, che venivano incontro alle istanze della storiografia neoguelfa, ma anche alla registrazione della serie dei capitoli che erano i trattati politico-diplomatici che attestavano l'estensione della giurisdizione territoriale fiorentina tra XIV e XV secolo. Se negli intendimenti di Bonaini l'archivio della Repubblica di Firenze si qualificava come incunabolo della memoria nazionale, questo avveniva nella misura in cui tutto intero il patrimonio documentario fiorentino capitalizzava la tradizione toscana per farla valere nel contesto in via di definizione di uno Stato unitario. Già
Nel 1861 Bonaini, nella sua campagna per mantenere l'amministrazione archivistica alle dipendenze del Ministero per l'Istruzione, si batté per fare dell'Archivio Fiorentino uno dei 4 grandi archivi nazionali. Tuttavia, nella nuova Italia unificata, la sua proposta di legge per l'ordinamento degli archivi italiani, come è ampiamente noto, andò incontro a un progressivo fallimento. E il progetto di una struttura policentrica, federalista, se si vuole, dell'organizzazione archivistica italiana, espresso dagli ambienti toscani e che poggiava sull'elevazione degli archivi degli antichi stati, appunto, italiani in archivi di livello nazionale, si scontrò infatti con la tendenza a privilegiare piuttosto l'identità delle piccole patrie municipali, e da questa risultò sconfitto. Nello scenario di uno Stato unificato e centralizzato che non conobbe cioè aree vaste territoriali di livello regionale, l'Archivio Fiorentino, alle dipendenze del Ministero dell'Interno ed equiparato agli altri archivi statali di rango provinciale, vide cadere infatti nell'oblio la sua natura precedente di archivio centrale di uno Stato territoriale. La tassonomia dei fondi, che era stata strutturata da Bonaini sulla dicotomia Repubblica-Principato, segnò allora uno spartiacque significativo nelle ricerche praticate e nella progettualità archivistica dell'Istituto Fiorentino. Nell'immediato fu la dimensione municipale di Firenze a essere valorizzata nella nuova storiografia postunitaria, che nella civiltà comunale si volgeva a individuare le origini di una identità nazionale italiana. E furono gli archivi del periodo iniziale della gloriosa Repubblica Fiorentina ad attrarre l'attenzione di quanti si interessavano alla Firenze dell'età di Dante, divenuta allora un topos storiografico con Villari e Davidson, così come agli studi sulle storie sociali dei secoli XIII e XIV che si imposero sullo scorcio dell'Ottocento con i lavori di Salvemini e Rodolico. Anche per quanto riguarda la pratica archivistica, gli interventi di descrizione si concentrarono soprattutto su singole unità documentarie della Firenze repubblicana, continuando gli impegnativi lavori avviati da Bonaini di regestazione, schedatura analitica o edizione integrale. Fu ben più tardi, negli anni 30 del Novecento, in pieno periodo fascista, che l'attenzione degli studiosi e il lavoro degli archivisti si indirizzarono alla documentazione del tardo periodo repubblicano fiorentino e ai fondi del Principato, in un recupero in senso signorile e autoritario della nozione burcartiana di Rinascimento. Fu Antonio Panella, figura eminente della cultura archivistica del tempo e direttore dell'Archivio di Stato di Firenze dal 1932, che, mentre accreditava il sistema di ordinamento bonainiano come canone della pratica archivistica nazionale, individuandovi la prima formulazione del metodo storico, a volgersi alla valorizzazione del Rinascimento e a dare avvio alla esplorazione degli archivi medicei. Nel corso degli anni 30 egli fu chiamato infatti a sostenere il progetto di promozione culturale di Firenze messo in atto dal regime attraverso l'istituzione di un centro nazionale di studi sul Rinascimento che fu organizzato nel 1939 e che lo vide uno tra i vertici appunto degli organi direttivi. A Panella risale la rivalutazione dell'esperienza della signoria medicea quattrocentesca e lo spostamento del baricentro di attenzione storiografica alla fase del Principato. Nella sua storia di Firenze egli estese infatti la sua esposizione di sintesi fino ad abbracciare tutto il periodo granducale. Avviò quindi una serie di lavori sugli fondi medicei che approdarono poi all'edizione, questo nel secondo dopoguerra, degli inventari dell'archivio medicio del Principato e dell'archivio primo volume della serie di inventari della Direzione Nazionale Generale degli Archivi e dell'archivio medicio avanti il Principato. Come punto di avvio incoraggiò l'edizione di una selezione documentaria dei carteggi medicei avviata da Giorgio Spini. Ma oltralpe, presso la storiografia anglosassone, a partire dagli stessi anni 30 del Novecento, il Rinascimento fiorentino ebbe invece il significato di momento apicale
di una civiltà repubblicana e si alimentò delle istanze ideologico-culturali liberali anti-autoritarie, determinando l'apertura di vasti cantieri di lavoro sulle fonti dell'Archivio di Firenze. Schematizzando si possono individuare due distinti principali ceppi da cui prese corpo un interesse storiografico che nel secondo dopoguerra avrebbe prodotto un'autentica esplosione di ricerche, la cui onda lunga si avverte tuttora. Centrate sul primo Rinascimento fiorentino, sulla nozione forte di repubblica associata a valori di libertà e umanesimo civile, sono le ricerche che si sono sviluppate negli ambienti statunitensi, nella storiografia direttamente o indirettamente ispirata all'ideologia del piccolo Stato, a partire dagli studi di Hans Baron, esponente dell'emigrazione intellettuale tedesca riparata in America in quegli anni 30 del secolo scorso. Secondo l'interpretazione di Hans Baron sull'umanesimo civile, a lungo egemone sugli studi sulla Firenze del Rinascimento, alle origini delle innovazioni intellettuali fiorentine degli inizi del Quattrocento sarebbe proprio la strenua difesa della libertas repubblicana contro l'imperialismo delle nascenti signorie territoriali, la milanese soprattutto. In questa linea interpretativa la piena espressione delle idealità dell'umanesimo scaturì in particolare al momento della gravissima crisi politico-militare al tempo delle guerre contro Gian Galeazzo Visconti tra il 1389 e il 1402, che Firenze riuscì a superare solo grazie alla tenuta delle istituzioni civili repubblicane e alla scoperta, operata da intellettuali umanisti come Leonardo Bruni in particolare, del loro modellarsi ai valori della Roma preimperiale e della polis ateniese. Invece dal fertile e inclusivo vivaio intellettuale del Warburg Institute a Bloomsbury a Londra, mostrano gli studi di Nikolai Rubinstein, dedicati alle trasformazioni costituzionali di Firenze nel corso del Quattrocento maturo. A Londra, in effetti, a seguito del trasferimento della famosa biblioteca creata ad Amburgo da Aby Warburg, si era costituito dal 1933 un centro intellettuale che aveva importato in area britannica i valori e le idealità della Kulturwissenschaft tedesca e l'interesse per il Rinascimento, fiorentino in particolare, diventando polo di attrazione per l'emigrazione intellettuale liberale in fuga dal continente minacciato dal nazifascismo. Rubinstein, studioso nato a Berlino da famiglia di origini ebraiche, aveva alle sue spalle un apprendistato fiorentino svolto alla scuola di Davidson e di Nicola Ottokar, e a Londra ebbe modo di sviluppare le ricerche sul governo di Firenze nel secondo Quattrocento e sulla sua trasformazione in signoria medicea. Ricerche che tanto seguito hanno avuto nello svolgimento dei Renaissance Studies britannici e nei progetti di edizione documentaria sulle fonti dell'Archivio di Firenze, ad esempio il grande progetto organizzato proprio dal Warburg Institute insieme al Centro di Studi sul Rinascimento e al Harvard Center for Renaissance Studies di edizione delle lettere di Lorenzo il Magnifico. A tutt'oggi il pubblico di studiosi stranieri che frequenta l'Archivio fiorentino rappresenta il 15%, in altri tempi è stato anche il 20% del totale degli utenti, e il 40% di questi proviene dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Medioevo e Rinascimento nel corso della seconda metà del Novecento hanno continuato ad attrarre gran parte degli interventi archivistici dell'Archivio stesso, e l'edizione dei libri Fabarum, i verbali dei consigli fiorentini del secolo XIV, come anche l'inventariazione del corteggio universale di Cosimo I, del Fondo Medici del Principato, hanno rappresentato aspetti qualificanti della progettualità che l'Archivio fiorentino ha espresso all'indomani del passaggio degli archivi all'amministrazione dei beni culturali. Va detto peraltro che gli anni 70 del Novecento, dopo un periodo di stasi nel secondo dopoguerra, hanno segnato anche presso gli studiosi italiani un riaccendersi dell'interesse per gli studi sulla Firenze dei secoli XIV-XVI, nell'ambito delle ricerche sulla storia dello Stato. Grazie in particolare ai lavori di Riccardo Fubini, è stato ampiamente rilevato che anche Firenze partecipò a quel processo di trasformazione
che nel corso del 400 fece sorgere nella penisola italiana nuovi disegni, cito, istituzionali più stabili, formazioni territoriali più ampie, strutture sociali più rigide rispetto al panorama offerto nei 2 secoli precedenti. E giunse infine a disegnare un articolato sistema di stati. Ecco che allora, in queste nuove prospettive, Repubblica e Principato hanno progressivamente cessato di rappresentare termini antinomici nella storia di Firenze e le cesure individuate da Bonaini nella documentazione fiorentina hanno iniziato a mostrare la loro natura di costruzione archivistica. La lunga durata delle istituzioni repubblicane come quelle del Principato è risultata nel nuovo scenario molto meno lineare, più contrastata e articolata, densa di rotture e di trasformazioni interne. Parallelamente, l'organizzazione di fondi, serie e unità di archivio è apparsa più complessa e comprensibile solo ripercorrendo anche i processi di trasmissione delle carte, attraverso un'analisi stratigrafica della documentazione, che renda conto del suo uso, ma anche del suo riuso, secondo la filiera dei passaggi di eredità tanto istituzionali che archivistici. Parafrasando quanto già affermato da Riccardo Fubini, cito: un grave e regressivo errore sarebbe quello di riproporre oggi, magari in parvenze nuove, una illusoria totalità descrittiva, ad esempio attraverso la segmentazione di fondi e serie documentarie, così come prospettato ai tempi di Bonaini, con il solo risultato di smarrire ancora una volta le intense dinamiche istituzionali che animarono il quadro politico fiorentino dal 3 al 500 e che tangibilmente si manifestano in un progressivo articolarsi delle serie archivistiche, varietà questa che costituisce la vera connotazione di un sistema di governo così originale e così intensamente evolutivo come quello di Firenze, in un equilibrio sempre più instabile e precario fra peculiari istituti comunali e un potere centrale avanzante. Fine della citazione. Per concludere, Medioevo e Rinascimento sono ancora soggetti di potente suggestione per il pubblico che frequenta l'archivio fiorentino, tanto più da quando, dagli anni '80 del Novecento, anche le ricerche di storia dell'arte hanno sviluppato metodologie basate sull'analisi documentaria per la risoluzione di problemi di attribuzione, definizione iconografica, trasmissione delle opere e delle collezioni artistiche. Esse hanno avvicinato all'archivio una parte cospicua di studiosi che rappresentano oggi la percentuale più elevata dei frequentatori italiani. A fondi archivistici che si iscrivono nella vasta area di Medioevo e Rinascimento sono infine stati indirizzati i progetti di digitalizzazione portati avanti dall'archivio fiorentino a partire dagli anni 90 del Novecento e che ne hanno riproposto e potenziato la vocazione scientifica e culturale delle origini, ma questa è un'altra storia. Grazie. Grazie a Francesca anche perché ha fatto una cavalcata molto interessante con citazioni puntuali di grandi che hanno fatto l'archivistica, la nostra disciplina. Allora, so che c'è anche la democrazia del caffè a un certo punto, però c'è una interessante relazione di Pittella che a me piacerebbe ascoltare prima del caffè, perché sicuramente ci terrà svegli, perché come le precedenti relazioni si annuncia molto interessante, nel senso che mi parla di rapporti tra l'Archivio di Stato di Roma e l'Archivio Segreto Vaticano, oggi Archivio Apostolico, e quindi do la parola a Pittella che ci sta raggiungendo. Grazie Francesca. Come vedi ti ho messo tra le incudine e il caffè, quindi... Allora, buongiorno a tutti, ringrazio naturalmente il dottor Raffaele Santoro che gentilmente mi ha invitato, ma naturalmente vi porto i saluti dell'attuale direttrice dell'Archivio di Stato di Roma, la dottoressa Elisabetta Reale, e naturalmente il mio ringraziamento va anche al dottor Penzo Doria che è il presidente di questa sessione. Entro subito nel vivo della mia relazione. L'Archivio di Stato di Roma ha un'identità
molto diversa rispetto agli altri archivi di Stato che sono sorti dopo l'Unità d'Italia, perché, come sappiamo bene, non ha raccolto tutte le carte prodotte dalle magistrature che hanno caratterizzato la lunga storia dello Stato ecclesiastico. Perché? Perché dopo il 1870, dopo il settembre 1870, alcuni luoghi della città, non soltanto la città leonina, l'attuale città del Vaticano, ma anche altri palazzi presenti a Roma, furono dichiarati luoghi extraterritoriali, per cui le carte lì presenti non furono versate nell'Archivio di Stato di Roma, che nasce nel 1871, perché Roma, a differenza di altri stati preunitari, la collega Klein ci ha parlato diffusamente di Firenze, ma anche rispetto a Napoli, rispetto a Venezia, Roma non ha avuto un archivio di Stato che coniugasse, in epoca preunitaria mi riferisco, che coniugasse naturalmente le ragioni giuridico-amministrative del documento con quelle legate, diciamo così, agli interessi nascenti per gli studi storici. Per cui le carte dello Stato ecclesiastico si trovano sostanzialmente divisi, non in maniera, diciamo così, razionale, ma legate a queste questioni accidentali tra Archivio Segreto Vaticano e attuale Archivio Apostolico, come diceva il dottor Penzo Doria, e l'Archivio di Stato di Roma. Naturalmente con questioni legate alla comunicazione, alla descrizione, ma anche all'accesso agli archivi, che sono estremamente diversi. E naturalmente questo obbliga gli studiosi a rapportarsi a documenti che appartengono a stesse magistrature con strumenti di corredo archivistico che non sono uniformati, che non sono livellati. Di che cosa, qual è il tema della relazione di oggi? Beh, naturalmente cercare di capire quali erano le motivazioni, le ragioni culturali ma anche politiche che portarono alla creazione di un archivio di Stato a Roma. Ragioni, dico, culturali ma anche fortemente politiche, e quindi ci spostiamo un po' all'indietro, andiamo, come dire, ai decenni immediatamente successivi al settembre 1870, quando nell'ambito della cultura politica italiana si afferma un'immagine di Roma estremamente decadente. Basta leggere Le Vergini delle Rocce di D'Annunzio per capire come Roma diventi il simbolo della corruzione politica, diventa il simbolo della corruzione, del degrado morale, Roma dei palazzinari, Roma della politica corrotta. Ma insieme a questa visione di Roma, negli ambienti intellettuali vicini alle forze di governo iniziò a farsi strada un nuovo ambizioso progetto, ed è in questo ambizioso progetto che prende forma l'Archivio di Stato di Roma, un progetto teso a rilanciare l'immagine universalistica della città, un'immagine antica che era appartenuta alla Roma dei Cesari, così come era appartenuta alla Roma dei Papi. E naturalmente intorno all'idea di Roma che venne a consolidarsi in quei decenni, miti di nuova generazione, quelli legati naturalmente alla Roma sabauda, si sovrapposero a vecchie rappresentazioni, dando vita ad originali forme di contaminazione culturale. Simboli e metafore di recente creazione sostituirono linguaggi e segni usurati dal tempo, attualizzando, rimodulando in senso moderno l'idea che della città avevano gli italiani e l'Europa. L'immagine dell'urbe finì in tal modo per riempirsi di contenuti che travalicavano l'epopea risorgimentale e lo spazio politico peninsulare. La capitale si candidava a diventare, ad opera della classe dirigente del giovane Stato italiano, un centro scientifico di portata internazionale, in cui gli studi storici avevano un peso rilevante. Noi sappiamo che fu proprio in epoca unitaria che anche la vecchia Accademia dei Lincei di Fondazione Pontificia inserì al fianco delle scienze naturali anche la classe delle scienze storiche. E quindi l'obiettivo qual era?
era quello di competere con il cosmopolitismo dell'antica civiltà romana, ma anche con l'universalismo religioso della Chiesa cattolica. Le pagine dedicate a questo tema da Chabot sono fortemente significative. Chabot sottolinea come era necessario appunto che Roma si desse una nuova veste, che prendesse una nuova dimensione. Quindi lungo questa direttrice l'annessione di Roma finì per ammantarsi di significati più ampi e profondi rispetto alle interpretazioni circoscritte italocentriche che vedevano nel 1870 semplicemente l'anello mancante che chiudeva la catena risorgimentale o il tassello che suggellava l'espansione del Piemonte verso il sud della penisola. La Roma postunitaria divenne esempio concreto invece della lotta condotta dai sostenitori della scienza e del libero sviluppo del pensiero nei confronti della religione, intesa come fonte di superstizione ma anche instrumentum regni. Il modello interpretativo che si tentò di avvallare era quello secondo cui con la breccia di Porta Pia si erano dileguate, cito, le tenebre del Medioevo, fine della citazione, non solo per l'Italia, ma per l'Europa tutta. E la luce della modernità aveva cominciato a risplendere, cito, a partire proprio da Roma, sulle rovine ancora fumanti della teocrazia. La città quindi si era finalmente liberata, cito ancora, del lenzuolo di morte che preti e cortigiani avevano steso sulla grande dormiente. Fine della citazione. Nell'immagine di Roma, dunque propagandata dalla politica liberale, al fianco dei temi canonici della pedagogia patriottica, trovarono posto nuovi contenuti, ma si mantennero pressoché inalterati i linguaggi e gli strumenti espressivi della politica. Nel lessico e nella grammatica riemersero gli accenti fiammeggianti, le passioni e la forza persuasiva tipici delle migliori battaglie combattute dalla retorica risorgimentale. Le narrazioni, l'iconografia, la gestualità si caricarono di enfasi e di estremismo etico, che ne aumentavano il potenziale evocativo. Roma si liberava per questa via della sua tradizionale etichetta di capitale della Respubblica cristiana, divenendo specchio di una dimensione nuova e inesplorata di universalismo, che faceva dell'anticlericalismo e della lotta contro la superstizione il proprio vessillo. Nasceva così il mito dell'urbe capitale mondiale della scienza, cittadella della ragione, roccaforte del sapere. Di questa inversione di prospettiva furono artefici esponenti di spicco della classe dirigente liberale, incardinati nelle più importanti istituzioni politiche e culturali dello Stato, cui toccò compiere lo sforzo di giustificare dinanzi alle elite intellettuali straniere la centralità ora attribuita a Roma, utilizzando come strumento di legittimazione le attività di ricerca e di divulgazione scientifica, tra cui appunto la storia. Tra i protagonisti di questa nuova pagina di storia politica e culturale vi fu innanzitutto Quintino Sella, voce autorevole dell'Italia Unita, grande protagonista della nuova stagione dell'Accademia dei Lincei, ministro delle Finanze, accademico dei Lincei, come vi ho detto, che seppe coniugare con sapienza e maestria i miti della generazione risorgimentale con le novità che giungevano dalla cultura e dalla filosofia positivistica. Di questa straordinaria combinazione Roma divenne il simbolo, una città trasformata nel giro di pochi decenni in prototipo di una nuova forma di religiosità, basata sulla santificazione del pensiero laico e sul culto della libera investigazione. Naturalmente, senza tener conto di questo indirizzo e prescindendo dal braccio di ferro che oppose sostenitori e detrattori del mito di Roma, cogliere il significato di quella sorta di rinascimento degli studi storici, all'interno del quale si colloca appunto la nascita dell'Archivio di Stato di Roma, ma anche dell'Archivio Storico Capitolino, che interessò appunto la capitale nella stagione postunitaria, diventa un'operazione oscura e laboriosa, che non dà conto della fitta trama di relazioni e scambi che unirono politica e cultura dopo il 1870. Così come scarsamente comprensibile diventa, a mio avviso, al di fuori di questo contesto, di questo quadro, di questa scenografia, valutare l'interesse precocemente manifestato dai nuovi organi di governo nei confronti degli archivi di una città, Roma, dove a differenza, come ho già detto, di quanto era accaduto a Firenze, 1778 e poi con il Grande Archivio, Napoli, con Gioacchino Murat, Venezia,
e erano sorti luoghi, istituti di conservazione documentaria finalizzati, come dicevo prima, non soltanto a custodire le memorie dello Stato, ma anche a renderle fruibili alla res publica degli studiosi. A confermarci che questi erano gli obiettivi della politica culturale della destra storica è lo stesso Sella, che parlando alla Camera dei Deputati l'8 marzo del 1881 rievocò i temi affrontati in un'appassionata discussione in cui era stato protagonista. È molto bella questa pagina, no, di storia parlamentare, dove sostanzialmente la cultura diventa protagonista dei discorsi che si tenevano in quell'aula. E di che cosa ci parla? Di un incontro, lui parla a tutto il pubblico, di un incontro con il grande antichista tedesco Mommsen, e ci dice, cito perché è affascinante: una sera, nel calore della conversazione, dopo parlato di Roma antica, di Roma papale, di idealismo, di realismo, di non so quante cose, il fiero teutonico si alza e mi dice in tono concitato: ma che cosa intendete fare di Roma? Questo ci inquieta tutti. A Roma non si sta senza propositi universali. Che cosa intendete fare? Io cercai di tranquillizzarlo e credo che oggi si sarà tranquillizzato, queste sono le parole di Sella, visto che non abbiamo neppure la virtù di soffrire un tantino per arrivare a maggiore grandezza. Ma io gli dissi, sì, un proposito universalistico l'abbiamo, non possiamo non averlo a Roma, quello della scienza. Noi dobbiamo renderci conto della posizione che occupiamo davanti al mondo civile, da che siamo a Roma. Dunque non è un caso se, capitolata la città nelle mani delle truppe italiane, già il 23 novembre 1870, pochissima distanza da settembre, il generale Luigi Masi, preposto al comando militare di Roma, istituiva con apposito decreto una commissione incaricata di suggerire provvedimenti più urgenti per la conservazione degli istituti scientifici, delle biblioteche, delle accademie, degli archivi, dei musei e delle gallerie, allo scopo di prevenire le possibili dispersioni del patrimonio storico-culturale in questa fase delicata che segnava il passaggio della città dal governo pontificio al Regno d'Italia. Provvedimento cui fece immediatamente seguito l'arrivo a Roma di due illustri rappresentanti del Consiglio Nazionale Superiore dell'Istruzione, Brioschi e Bonghi, matematico e poi presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei il primo, filologo e futuro ministro della Pubblica Istruzione il secondo, ai quali vennero concesse credenziali ministeriali che permettevano loro di svolgere in posizioni di coordinamento funzioni non diverse da quelle attribuite alla commissione a cui prima ho fatto riferimento, la commissione sugli istituti culturali. Ed è in quello stesso torno di tempo che si colloca la prima attestazione di un interesse specificamente riservato agli archivi romani da parte del nuovo governo. Il 3 novembre 1870 il ministro dell'Interno, scrivendo alla luogotenenza del re per Roma, chiedeva infatti di adoperarsi con tempestività e urgenza affinché si avesse esatta cognizione di, cito, quali e quanti sono gli archivi di Stato presenti in codeste province, di come risultavano organizzati e da quali amministrazioni presentemente dipendono, con preghiera di voler, cito ancora, favorire le predette indicazioni, trasmettendo, se possibile, anche un esemplare delle leggi e regolamenti pontifici in materia di archivi. C'è un articolo molto interessante apparso a Monaco nel 1876, lo scrive il medievista Gregorovius, che nei suoi diari Domani aveva sempre sottolineato, lui come dire acceso anticlericale, come accedere agli archivi nella città in epoca pontificia fosse un'operazione difficilissima, perché tutto era sostanzialmente un'estensione dell'archivio segreto. Che cosa ci dice Gregorovius? Per Gregorovius la conquista di Roma non poteva né doveva essere liquidata come un evento tutto interno al popolo e alla nazione italiana. È un articolo in tedesco tutto dedicato agli archivi romani. Che cosa si evince da quest'articolo? Che nuove responsabilità civili e morali attendevano la classe politica liberale nei confronti della cultura e delle elite intellettuali europee.
Il governo italiano, afferma lo storico, sapeva che ricevendo una tanto cospicua eredità assumeva pure un grave obbligo, perché essendo egli divenuto l'esecutore di quel verdetto storico che dichiara la continuazione del potere temporale dei papi incompatibile con lo sviluppo della civiltà europea, doveva porgere ogni diligenza per assicurare da rovine e da lapidazione le storiche scritture attinenti a quel dominio teocratico in perpetuo memorabile dei vescovi romani e quindi riunirle insieme in un unico archivio, serbandole per tal guisa dalla posterità e della scienza. Unico archivio che naturalmente era nelle intenzioni, ma che poi sappiamo di fatto non è avvenuto perché tutto fu sanato poi con il concordato stipulato naturalmente in epoca mussoliniana. Archivio che sostanzialmente è stato un po' considerato, no, come l'Archivio di Stato di Roma come l'archivio dell'amministrazione pontificia e invece l'Archivio Segreto Vaticano come l'archivio della Chiesa, e sostanzialmente è stato considerato Eugenio Casanova il grande architetto, il progettista di questa operazione culturale. Grande architetto, grande progettista, io ci metterei un po' di punti interrogativi, perché poi se andiamo a leggere le carte ci rendiamo conto, le carte d'archivio, ci rendiamo conto che a progettare tutto non fu Casanova, ma qualcuno al di sopra politicamente di Casanova, che padre Tacchi Venturi, cioè sostanzialmente la grossa operazione culturale, quella di definizione dell'Archivio Segreto Vaticano come archivio della Chiesa e dell'Archivio di Stato di Roma come archivio della politica e dell'amministrazione, è una grossa operazione la cui regia vede naturalmente padre Tacchi Venturi, che aveva un canale privilegiato per accedere nelle stanze del potere, esattamente come poi è avvenuto, anzi come già era avvenuto per la biblioteca chigiana, no? Se andiamo a leggere delle memorie di Tacchi Venturi capiamo che quando lui propone, no, di dare in Vaticano l'archivio alla biblioteca chigiana Mussolini scrive, cioè gli riferisce testualmente, dice: noi non la diamo al Vaticano, ma ne facciamo naturalmente una strenna al pontefice. Ma naturalmente, se questo è quello che avviene dopo, c'è tutta una storia precedente, una storia che vale la pena sottolineare, di tentativi, di sforzi che furono fatti dalla prima generazione della classe politica e culturale postunitaria nel cercare invece di creare questo grande archivio, no? Che raccogliesse tutte le memorie dello Stato ecclesiastico, per raccontarle anche secondo una certa linea, una certa direttrice, cioè che sostanzialmente l'Unità d'Italia doveva essere era un processo diciamo così fisiologico di rigenerazione anche morale. E come vi dicevo, appunto questo, no? Ritornando a Sella, dopo questa parentesi legata invece a Tacchi Venturi, a Casanova, ritornando a Sella, appunto questo lo scenario culturale politico che fece da sfondo alla nascita dell'Archivio di Stato di Roma nel 1871, ma anche alla nascita della Società Romana di Storia Patria nel 76, alla nascita del corso di metodologia della storia nel 1884, che poi diventerà la Scuola Storica Nazionale dell'Istituto Storico Italiano, e alla fondazione nel 1883 dell'Istituto Storico Italiano. Convinzione diffusa allora, ma non lo sarà dopo, era appunto quella che bisognasse sfrondare la storia di Roma ricorrendo alle metodologie mutuate dalla ricerca naturalistica. Se andiamo a leggere quello che scrive ad esempio Oresto Tommasini, che è uno degli storici più attivi in quell'epoca, no? Mettendo insieme cultura positivistica e storia, dalle molte favole e dalle leggende che nel tempo ne avevano alterato il significato. Ecco perché bisognava acquisire tutti gli archivi proprio in questa direzione, in questa prospettiva, per raggiungere
Sì, per raggiungere questo obiettivo era necessario tornare a rovistare negli archivi, resi inaccessibili con l'affermarsi del potere temporale della Chiesa, e mettere mano agli arcani imperi, svelando le informazioni che si celavano in quelle carte. Il grido d'allarme lanciato da Tomassini scaturiva infatti dal sapere che i registri dei papi, da Innocenzo in poi, restano chiusi in Vaticano, e sono più di 2016 volumi in numero. Solo rendendo pubbliche quelle scritture si otterrebbe, dice Tommasini, di diradare la gran nebbia che copre la storia di Roma dal VII al X secolo, di disperdere, cito ancora, l'oscurità che copre la storia civile del popolo romano, di squarciare, cito, il velo con cui gli apparati teocratici avevano oscurato per secoli gli archivi, sottraendoli allo sguardo degli storici e della società civile. In Roma tutti, scrive Tommasini, tanto il tedesco come il britannico, tanto il francese come l'ispanico rivivono un brano di storia, di propria storia, ricalcano nelle proprie chiese una zolla della loro terra natia e a nome della società di storia patria di cui egli in quel momento era presidente, rivolse un accorato appello alle elite intellettuali di Europa, nella speranza, cito ancora, che, mutata condizione di cose, posta da parte la boria di nazioni e quella di dotti, come vuole il Vico, sia per riuscir benevolo e fecondo il concorso di chi può esserle d'aiuto nel proposito suo, non meno pieno di patria carità che arduo per difficoltà gravissime. Naturalmente è significativo, e vado a concludere, che questa idea di Roma, modello di civiltà e laboratorio scientifico, continui ad essere sostenuta persino dinanzi all'avanzare delle forze nazionaliste, capaci di riempire le piazze facendo leva sulle vecchie tematiche patriottiche e sulla mobilitazione antisocialista, in misura sicuramente più spettacolare rispetto a quanto non fosse stato in grado di fare la vecchia classe dirigente liberale. Ne è prova un discorso tenuto da Tonelli, presidente della Facoltà di Scienze e rettore dell'Università di Roma, a Roma, quando si riuniscono a Roma nel 1911 gli storici per il famoso convegno che si tenne in occasione del cinquantenario dell'unità d'Italia. E concludo proprio con le parole di Tonelli, che ritorna a far centro su quella che erano stati gli argomenti, i temi e le proposte della prima classe dirigente culturale post-risorgimentale. A nome di Roma io vi saluto, si rivolge naturalmente agli storici che si erano riuniti nella capillare, illustri cultori degli studi storici del nostro nazionale risorgimento. Io vi saluto con l'animo compreso di profonda commozione, cui non può sottrarsi chi ripensi le ansie alternate di speranze e di sconforti, i generali entusiasmi, le sublimi impazienze, le nobili audaci e gli eroici sacrifici, per cui rifulse di epica grandezza il periodo storico che preparò e condusse a compimento la conquista dei nostri secolari diritti e restituì Roma alla patria, ricomposta e libera nazione, arbitra dei propri destini. Vi ringrazio per l'attenzione. Molto articolata, molto bella. Qui, oltre ad aver toccato i temi della democrazia, c'è un passaggio sulla teocrazia. E avrei voluto essere anch'io a cena quella sera con Mommsen, Theodor Mommsen e Quintino Sella a discutere, perché non bisogna dimenticare che oltre ad essere il più grande classicista dell'Ottocento, Mommsen ha scritto la storia di Roma nel 1954, se non ricordo male, e è stato un politico. Quindi ci sarà stato sicuramente qualcosa di dialogo a cavallo tra democrazia e altro. Bene, allora prima del Regno di Napoli ci prendiamo un caffè in onore a Napoli, a Venezia, e ci vediamo qui fra una decina di minuti. Grazie. Abbiamo avuto l'annunciata defezione del dottor Franzese, però abbiamo un importante rappresentante dell'archivio di Napoli, quindi cedo la parola volentieri al dottor Lorenzo Terzi.
Sì, buongiorno. Ringrazio innanzitutto il dottor Santoro e il dottor Penzodoria per l'invito rivolto all'Archivio di Stato di Napoli, anche a nome del dottor Franzese, che non è potuto essere presente, ma che mi ha dato appunto mandato di leggere anche il suo intervento. Il nostro in realtà è un intervento unico che si divide in due parti, ma sono due parti molto ben caratterizzate, perché la prima, quella del dottor Franzese, riguarda il patrimonio e l'offerta culturale dell'Archivio di Stato di Napoli, mentre io mi concentrerò principalmente sul pubblico. Nella storia ormai bisecolare dell'Archivio di Stato di Napoli, il peso e l'intreccio dei molteplici fattori che hanno contribuito a determinare la struttura attuale del suo patrimonio documentario assumono un rilievo speciale e particolari caratteristiche. Obiettivo appunto del contributo di Franzese è di fornire un quadro sintetico della storia della sedimentazione degli archivi degli organi centrali degli Stati preunitari. Il Regio Decreto del 22 dicembre 1808 istituisce l'Archivio Generale del Regno. Successivamente la legge del 12 novembre 1818 ridenomina l'istituto Grande Archivio e prevede il trasferimento presso di esso degli archivi di tutte le antiche amministrazioni. Le vicende di questa prima fase di vita dell'istituto, fino all'Unità d'Italia, sono state efficacemente descritte da Fausto De Mattia in un saggio del 1997. L'Archivio napoletano, un esempio di generalità e di pubblicità della pubblica amministrazione, aveva la duplice finalità di soddisfare esigenze amministrative e esigenze proprie degli appassionati di storia. Il provvedimento della legge organica del 1818 stabiliva quindi che si dovessero concentrare le carte, fino ad allora conservate in luoghi diversi, dei principali organi dell'antico regime, questo già ovviamente con il decreto istitutivo del 1808, ribadito poi nel 1818 dalla legge organica. Fra gli organi dell'antico regime vi erano le carte della Cancelleria, ufficio aggregato sin dal 1504 al Consiglio Collaterale, che affiancava prima i viceré spagnoli e poi dal 1707 al 1734 quelli austriaci, delle segreterie di Stato del periodo vicereale e di quello del Regno Borbonico, della Camera della Sommaria, la Corte dei Conti di antico regime, del Cappellano Maggiore, magistratura che provvedeva alle cappelle reali al clero regio, della delegazione della reale giurisdizione, degli arrendamenti, dei demani e degli antichi banchi napoletani. Nel 1811 fu deciso di farvi confluire anche le pergamene delle corporazioni religiose soppresse a partire dal 1799, inizialmente destinate a costituire un diplomatico analogo a quello, ricordato da Francesca Klein, istituito a Firenze da Pietro Leopoldo nel 1778. Il primo provvedimento non riguardava invece gli archivi delle magistrature giudiziarie, che sarebbero stati attribuiti ai nuovi organi costituiti in loro sostituzione in base ai nuovi ordinamenti. La norma fu attuata solo in parte perché in realtà gli archivi dei banchi furono concentrati presso l'unico istituto di credito che ne prese il posto, antecedente del futuro Banco di Napoli, mentre con un provvedimento del 1812 gli archivi delle antiche magistrature giudiziarie furono anch'essi versati all'Archivio Generale. La carenza degli spazi disponibili presso Castel Capuano, prima sede del Grande Archivio, trasferito in quello attuale nel 1845, fu il motivo del rifiuto da parte di questo dei versamenti del Ministero degli Affari Ecclesiastici e del Ministero della Guerra. Invece le tenaci resistenze di alcuni organi centrali dello Stato al versamento dei propri archivi, motivate con l'utilità anche delle antiche carte per il disbrigo degli affari correnti, fecero mancare a lungo presso il Grande Archivio numerosi importanti nuclei documentari che vi giunsero solo dopo l'unità nazionale. Nel periodo immediatamente successivo a quello degli origini si verificò addirittura una restituzione di carte già versate. Ferdinando I nel 1826 decise infatti di riportare al Palazzo Reale varie carte antiche appartenenti alla Casa Reale, insieme con titoli e documenti relativi a feudi e a beni concessi nel Regno di Napoli a Margherita d'Austria, moglie di Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacenza, e alla Casa Farnese a partire dal secolo XVI. La restituzione fu, per le modalità con cui venne realizzata, motivo di confusione nel Grande Archivio, a causa dell'interpretazione estensiva che Michele Pastina, l'impiegato della Real Casa che ne fu incaricato, già funzionario del Grande Archivio, diede agli ordini impartitogli. Quando dopo l'unità quei documenti rientrarono in archivio, non solo furono adoperate le necessarie attenzioni per riunirli con la documentazione lì rimasta e con quella pervenuta successivamente, ricostituendone l'ordinamento originario, ma accadde perfino che si verificò qualche rilevante commistione fra archivi della Casa Reale, archivio farnesiano e archivi demaniali, che permane ancora oggi.
La sedimentazione del patrimonio fu condizionata anche dalla politica degli scarti, che non compresa nella legge organica del 1818, fu comunque attuata caso per caso dallo stesso sovrano, che nel 1829 decise l'eliminazione, anziché il versamento, di grandi quantità di processi penali anteriori al quarantennio e non concernenti condanne alla pena capitale. Lo scarto consisteva allora nel dare alle fiamme i documenti sul litorale di Bagnoli, nei Campi Flegrei, o nel venderli a peso. Più grave fu lo scarto dei processi penali, già versati al Grande Archivio, anteriori al 1809, data dell'introduzione nel Regno, da parte dei sovrani francesi, dei nuovi ordinamenti giudiziari. Distruzione attuata nel 1856, su richiesta dello stesso sovrintendente e in contrasto con le disposizioni del regolamento vigente, che non prevedeva la distruzione dei documenti già custoditi presso l'istituto. Pesa inoltre gravemente oggi, sulle ricerche storiche, la decisione assunta in quegli stessi anni di distruggere i 18.000 fascicoli versati nel 1831 dal Ministero della Polizia Generale e relativi al periodo 1793-1809, considerati inutili perché riguardanti episodi di piccola criminalità, come piccoli furti, ferite, maltrattamenti, insulti e danni arrecati su fondi altrui. La fine del regno borbonico comportò il riversamento all'istituto degli archivi delle numerose amministrazioni centrali soppresse. Dei materiali allora versati, determinando in tal modo quasi il raddoppiamento quantitativo del patrimonio custodito, pubblicò nel 1872 un dettagliato elenco Francesco Trinchera, secondo direttore dell'istituto dopo l'unità, dell'introduzione al suo volume Degli archivi napolitani, relazione a Sua Eccellenza il Ministro della Pubblica Istruzione. I materiali acquisiti provenivano dagli organi centrali degli stati prioritari, in particolare del Regno delle Due Sicilie e del breve periodo della dittatura e della successiva luogotenenza. A proposito di queste acquisizioni, va sottolineato che molti archivi, e in particolare quelli dei ministeri, non comprendevano soltanto i documenti perduti da questi organi di governo istituiti a partire dal decennio francese, ma anche quelli delle antiche istituzioni di cui essi avevano ereditato le attribuzioni. Sono noti, soprattutto attraverso le testimonianze di Riccardo Filangieri, attraverso la narrazione che ne fece circa 30 anni dopo Iole Mazzoleni, i gravissimi danni che l'istituto subì durante la Seconda Guerra Mondiale, i più gravi tra quelli subiti dagli archivi di Stato nel corso della loro storia. Un rilievo particolare ebbero giustamente le conseguenze provocate dall'incendio intenzionalmente e sistematicamente appiccato il 30 di settembre 1943 alla Villa Montesano presso San Paolo Belsito da soldati tedeschi in ritirata. Nell'incendio andò distrutta quasi integralmente una grande quantità di atti prelevati da vari fondi ritenuti di maggior valore, trasferiti dalla sede centrale dell'istituto nel corso di 8 mesi. Fra le perdite di maggior valore, gli archivi delle cancellerie Angioina e Aragonese e parti significative degli archivi delle case reali Farnese e Borbone. Per compensare le gravi perdite subite e rilanciare il ruolo dell'istituto, il conte Filangieri, direttore dal 1934 al 1956, impegnò tutte le risorse dell'archivio in un complesso lavoro di raccolta presso istituti italiani e europei delle testimonianze dei documenti perduti, in particolare dei registri angioini, costituendo 2 specifici uffici, coordinati rispettivamente da Fausto Nicolini e da Iole Mazzoleni. Inoltre, a partire dal 1945, diede maggiore impulso ai contatti già intercorsi con numerose famiglie eminenti per il deposito presso l'istituto dei loro archivi. Così nel 1956, ultimo anno della sua direzione, grazie a questa fruttuosa strategia di comunicazione, l'Archivio di Stato di Napoli aveva incamerato ben 40 archivi di provenienza privata, anche molto risalenti nel tempo, prevalentemente sistemati in una grande sala allestita nel 1937 appunto per ospitare gli archivi gentilizi. Altra pressante e costante preoccupazione del Filangieri fu il recupero e la valorizzazione dei documenti provenienti dalla Real Casa di Borbone, nella consapevolezza di un interesse storico verso quelle carte che certamente superava i confini locali e nazionali. Inventariati nel 1945, i 48 pezzi dell'archivio della Real Casa consegnati dalla Reggia di Caserta nel 1939, Filangieri riprese la ricerca, avviata negli anni 30, dei documenti dell'archivio riservato della segreteria particolare del re, secoli XVIII-XIX, che Francesco II aveva portato con sé nel settembre del 1860, trasferendole prima a Gaeta, poi a Roma, presso il Palazzo Farnese e infine a Monaco di Baviera. L'acquisto delle 77 casse dei documenti fu formalizzato nel 1951 e le carte furono messe a disposizione degli studiosi fra il 1955 e il 1960.
Per questo materiale, acquistato dallo Stato italiano presso gli eredi dell'ex casa regnante, furono presto avviati i lavori di riordinamento e di descrizione che consentirono di realizzarne e pubblicarne nel 1961 l'inventario, all'interno della collana delle pubblicazioni degli archivi di Stato. Il patrimonio dell'Istituto continua a incrementarsi attraverso versamenti, depositi e donazioni. A questo proposito sarà utile sottolineare come la carenza di spazi presso l'Archivio di Stato, oltre all'incapacità degli uffici statali di gestire i propri archivi, può costituire un grave impedimento all'attuazione dei versamenti dei documenti previsti dalla normativa vigente. Fra le più recenti acquisizioni è il caso di menzionare almeno la donazione dell'Archivio della Società per il Risanamento di Napoli, che a partire dagli ultimi anni del secolo XIX operò interventi urbanistici che cambiarono in modo rilevante il volto della città. Queste preziose fonti, corredate dalle chiavi di ricerca originarie, quando pervenute, sono consultabili attraverso strumenti ereditati da una tradizione archivistica che mirava a darne una rappresentazione quanto più possibile stringata ed essenziale, piuttosto che esaustiva e autoesplicativa, come oggi si richiede, vedi le norme ISAD, mentre il compito di orientare e di guidare lo studioso nelle sue ricerche era affidato alla mediazione svolta dagli archivisti presso la sala di studio. Un impegnativo progetto di ricerca associato a un lavoro di conversione della descrizione in formato digitale, iniziato più di 20 anni or sono, ha consentito di riesaminare e di normalizzare la descrizione, dedicando una particolare attenzione agli elementi identificativi degli archivi e delle loro articolazioni. Ne è risultata una nuova, anche se sempre perfettibile, rappresentazione dell'intero patrimonio e del suo contesto di provenienza, che consente oggi di mettere a disposizione del pubblico un attendibile authority file. La descrizione è stata pertanto via via trasferita con le opportune integrazioni e in coerenza con gli standard all'interno di un moderno sistema informativo di istituto, attraverso l'utilizzo delle sue specifiche funzionalità. Gli strumenti che ne sono risultati sono pertanto consultabili anche contestualmente, attraverso un unico e articolato modulo di interrogazione delle basi di dati. Un progetto guidato dalla Regione Campania permette oggi di guardare con fiducia alla vicina prospettiva di associare alla descrizione di alcuni grandi archivi o di loro serie le immagini dei documenti, consentendone la consultazione da remoto ed evitando la movimentazione degli originali. Venendo dunque in particolare al pubblico dell'Archivio di Stato di Napoli, abbiamo ricordato in precedenza come con il decreto del 22 dicembre 1808 Gioacchino Murat dispose l'istituzione di un archivio generale, la cui ragion d'essere, come recita il preambolo del provvedimento citato, era la necessità di rettificare l'ordine degli antichi archivi e di renderne utile l'uso non meno ai vari rami dell'amministrazione pubblica che alla storia ed alla diplomatica del regno. L'Archivio napoletano nasceva dunque, nelle intenzioni di chi lo creò, con caratteristiche di generalità e di pubblicità, nonché con una duplice valenza, giuridico-amministrativa e culturale. Questa consapevolezza non venne meno con la legge organica del 12 novembre 1818. Essa, nel preambolo, dichiarava quali finalità della sua azione la buona conservazione delle carte destinate al pubblico uso e dalle notizie utili per la storia patria. Il dettato della legge, l'articolo 18, ribadiva con forza il carattere di pubblicità della massima istituzione archivistica napoletana. Il grande archivio è pubblico, ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano e chiederne copia, dirigendosi al direttore o a chi ne fa le veci e pagandone i diritti che saranno indicati nella tariffa. Occorre precisare, come ha rilevato Fausto De Mattia, che una serie di disposizioni emanate tra il 22 dicembre 1824 e il 18 giugno 1825 limitarono la portata del principio di pubblicità degli atti sancito dalla legge, introducendo l'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale per la consultazione e rilascio di copie delle carte, non soltanto dei ministeri eventualmente presenti in archivio, ma anche di numerose magistrature estinte. Le preoccupazioni che determinarono l'introduzione di questi limiti erano in verità assai più di natura amministrativa che culturale. Quel che premeva davvero, scrive De Mattia, era non fornire armi documentarie ai privati per cause di contenzioso amministrativo con lo Stato. Particolarmente sentita al riguardo era la tutela degli interessi dello Stato in materia di benefici ecclesiastici, soprattutto per le annose questioni del regio patronato e del diritto di devoluzione. Quanto agli studiosi, la prassi dell'autorizzazione ministeriale fu estesa dalla prudenza dei sovrintendenti a tutti i documenti dell'archivio, compresi i più antichi. Essa però non costituì quel poliziesco ostacolo che si potrebbe supporre. Se censura vi fu, questa fu dovuta non tanto a motivazioni politiche, quanto alla volontà di salvaguardare il prestigio dell'istituto, impedendo che altri portassero avanti quel lavoro di edizione di fonti che la stessa legge organica aveva voluto riservargli. La documentazione relativa alle domande di studio nella grande varietà della casistica conferma il quadro tratteggiato qui per linee generali.
Il fondo archivistico che permette di ricostruire il rapporto fra l'Archivio di Stato di Napoli e il suo pubblico durante tutto l'arco di storia dell'istituto è senz'altro quello del segretariato, ovvero dell'archivio dell'archivio. Sin dai primi anni della fondazione del nuovo stabilimento, numerose sono le richieste di consultazione dei documenti avanzate da altre amministrazioni per ragioni legate al loro stesso funzionamento. La parte più interessante di questa documentazione per gli storici della cultura è però rappresentata senz'altro dalle domande di studio del pubblico erudito, soprattutto da quelle degli studiosi stranieri. Fra questi ultimi si deve annoverare Georg Heinrich Pertz, promotore e a lungo direttore di Monumenta Germaniae Historica. Il 7 agosto 1822 il ministro degli affari interni scrive al sovrintendente generale degli archivi a proposito di una richiesta di consultazione presentata dallo storico tedesco, comunicando che il Pertz, il quale aveva renduto alla letteratura i più segnalati servigi, lavorando negli archivi di Vienna alla grande impresa della completa e critica opera dei storici tedeschi, desiderava continuare le sue ricerche erudite sulla storia dei duchi longobardi di Benevento e su quella della casa di Svevia, anche negli archivi di Napoli e dell'abbadia di Cava. Il giorno successivo il sovrintendente risponde in maniera favorevole, ricordando però che in casi simili si era quasi sempre deciso di far lavorare direttamente gli alunni e gli ufficiali del grande archivio. Questa misura, conclude il sovrintendente, poteva conciliare tutti i riguardi dovuti agli eruditi desideri degli stranieri con quella diligente riservatezza che reclama la natura delle carte dei pubblici archivi. Sicché egli proponeva di permettere al Pertz di prendere semplicemente visione dei registri che i direttori dei due archivi avrebbero ritenuto opportuno fargli osservare, lasciando assolutamente agli ufficiali degli archivi stessi la cura di trascrivere gli articoli che saranno della scelta del signor dottor Pertz. Il 26 agosto il ministro degli affari interni, Marchese Amati, replica approvando i suggerimenti del sovrintendente con la sola espressa raccomandazione di evitare che si trascrivano i documenti potenzialmente lesivi dei diritti di regalia. La pratica di Pertz viene affidata a un archivista napoletano, Camillo De Rosa, il quale dà conto dell'assistenza che ha prestato al Pertz e accompagna però, questa è la parte più interessante della sua relazione, la sua nota con un notamento dei riassunti dati al signor dottor Pertz e con una seconda nota intitolata Riassunti delle carte rilasciate al dottor Pertz. Unite a questo incartamento vi sono alcune trascrizioni integrali dei documenti richiesti dallo studioso tedesco, particolarmente preziose soprattutto alla luce della distruzione di una gran parte del materiale archivistico risalente al Medioevo, sofferta dal Grande Archivio per cause belliche. Una parte non secondaria della storia del pubblico dell'Archivio di Stato di Napoli, soprattutto ma non solo per quanto concerne l'età preunitaria, riguarda poi le visite degli ospiti illustri, alti funzionari e capi di Stato italiani o esteri, per i quali il massimo istituto archivistico napoletano sembrava costituire una tappa irrinunciabile. Nei decenni successivi all'unità, il pubblico dell'archivio tende a ampliarsi come numero e come tipologia. Il carattere di pubblicità dell'istituto si amplifica a seguito dell'avvento dello Stato liberale e del sorgere di un'utenza più eterogenea rispetto a quella ristretta e aristocratica delle fasi iniziali della sua storia. Una pratica del 1909 dimostra il perdurare a quella data di limitazioni alla libera consultazione dei documenti, stavolta legata a motivi che oggi definiremmo di privacy. Il 9 marzo la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, dipendenza del Ministero degli Affari Interni, trasmette al direttore dell'Archivio di Stato un'istanza con la quale Bianca Marcolongo domanda il permesso di consultare alcuni atti riservati riguardanti la carboneria dal 1800 al 1921. Al destinatario si chiede di favorire sommarie notizie sul contenuto degli atti su accennati, indicando se precedenti studi e pubblicazioni ne siano state permesse. La pratica viene affidata a un ufficiale d'archivio, Camillo Fosco, il quale fornisce anche una preziosa indicazione circa i criteri seguiti all'epoca dall'amministrazione archivistica nel fissare i limiti della consultabilità dei documenti. Fosco scrive che un gruppo di queste carte non si crede possa essere reso pubblico perché i detti documenti sono per lo più denunzie di privati i cui nomi verrebbero a essere coperti di infamia come colpevoli di basse delazioni, a prescindere poi che in parecchi casi, per esempio di qualche frate che denunziava di propria iniziativa il proprio compagno o il proprio superiore, tali denunzie forse erano ispirate da invidie di refettorio. Inoltre le accuse talvolta riguardavano anche fatti di natura non certo politica, per i quali verrebbero ad essere esposti al pubblico disprezzo, senza il beneficio della difesa dell'accertamento della verità, le memorie di tanti defunti. Si propone la pubblicità di molti documenti contenuti nei fasci esaminati, raccomandando tuttavia che i detti fasci siano consegnati allo studioso dopo aver eseguita la cernita sopra indicata, un solo incartamento per volta, e dopo nuovo esame di un apposito impiegato di questa direzione si potrebbe anche raccomandare, per eccesso di cautela, di non pubblicare
pubblicare i nomi delle autorità firmatarie dei documenti. Quindi a distanza di oltre 90 anni ancora si riteneva che sussistessero motivi di riservatezza e di segretezza su queste carte. Una curiosità, non vi parlo di tutta la questione, ma nel 1945 Angelo Caruso, un funzionario preposto alla sala di studio, trasmette a Riccardo Filangieri, sovrintendente, i dati relativi alle sale per l'anno 1944, fa un resoconto completo anche statistico e enumera 33 domande per studi storico-culturali che riguardano gli argomenti più vari, da Federico II fino al decennio successivo all'unità. L'argomento più moderno è quello oggetto della ricerca di un utente di eccezione, il numero 31 dell'elenco, ovvero Palmiro Togliatti. Questi, appena tornato in Italia dall'URSS e sbarcato per l'appunto a Napoli, trovò evidentemente il tempo di recarsi al Grande Archivio per consultare documenti circa il movimento operaio nel decennio 1860-1870. Vengo rapidamente a un esempio significativo relativo agli anni 50 che riguarda proprio le fonti per la storia veneta. E questa prende l'avvio da una circolare del 27 giugno indirizzata al sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato e ai direttori degli archivi di Stato e delle sezioni di Archivio di Stato, con cui si chiede ai destinatari di aderire alla richiesta dell'Istituto per la Storia della Società e dello Stato veneziano, costituito a Venezia presso la Fondazione Giorgio Cini a San Giorgio Maggiore. L'Istituto aveva domandato al Ministero degli Interni l'autorizzazione a microfilmare i fondi documentari o singole scritture riguardanti tale storia, allo scopo di offrire agli studiosi veneziani la possibilità di consultare in sede il materiale documentario. Il 22 luglio successivo si risponde con una nota a cui è allegato un elenco di fondi archivistici di Napoli concernenti direttamente la storia di Venezia. Si parla di 5 fasce dell'archivio farnesiano che sono andati perduti e che riguardavano Venezia. Esiste invece tuttora, scrive l'estensore, quella dell'archivio del Ministero degli Esteri, dove 49 fasce appartengono alla legazione napoletana a Venezia, 9 alla legazione veneta a Napoli, 51 al consolato napoletano a Venezia. Si tratta quindi di un rilevante numero di atti. Quando l'Istituto per la Storia della Società e dello Stato veneziano ne farà richiesta, sarà provveduto giusta la ministeriale autorizzazione. Venendo ai nostri giorni, per concludere, le proiezioni disponibili da quando è stata introdotta l'informatizzazione delle domande di studio presso l'Archivio di Stato di Napoli coprono il periodo che va dal 1998 al 2018. In questo ventennio sono state censite 36.049 domande. La grandezza del dato va certamente ridimensionata perché prima che entrasse in vigore nel 2019 l'attuale software gestionale, il programma prevedeva che ciascuno studioso ripetesse ogni anno la richiesta di consultazione, sicché il dato delle 36.000 presenze corrisponde a una quantità effettiva molto più bassa, anche se comunque assai significativa, di frequentanti la sala di studio. Al di là delle cifre circostanziate, ciò che emerge da una sommaria lettura dei dati forniti dal vecchio software è la grandissima varietà degli argomenti indagati, nonché il livello assai eterogeneo di analiticità della ricerca. Gli oggetti delle domande di studio, infatti, coprono davvero tutto l'arco temporale della documentazione conservata presso l'Archivio di Stato. Non pochi sono i casi in cui lo studioso si presenta in istituto con un'idea evidentemente vaga del tema stesso della sua indagine. Esempi: ricerca storica sul Regno di Napoli, storia di Napoli, ricerca sul Mezzogiorno borbonico, il Settecento, ricerca storica, storiografia, archivistica e poi l'enigmatico storico. In altri casi, al contrario, l'argomento è individuato con particolare precisione. Sentenza numero 7489 dell'1/3/1952, anche se però non si dice di quale tribunale, presumo quello o civile o penale. I profilati metallici negli edifici romani di fine XVIII, inizio XIX secolo. Non pochi studiosi, inoltre, all'atto della redazione della domanda di consultazione dei documenti, non indicano l'argomento, ma il fondo o la serie in cui essi si trovano, per esempio Archivio Borbone, Monasteri soppressi, Ministero dei Lavori Pubblici, Catastonciario e così via. Molti poi sono gli utenti che si accostano all'archivio per ricostruire la storia della loro famiglia. Questa esigenza viene manifestata con le espressioni più diverse: ricerca familiare, ricerca albero familiare, ricerca sugli antenati, ricerca sulla famiglia, antenati, ricerca di documentazione sul mio bisnonno napoletano. Non mancano infine le domande apparentemente prive di un possibile riscontro documentario o che hanno un carattere quasi filosofico o almeno meta-archivistico, tipo marketing e internet bancario, oppure ricerche personali non ancora definite sul piano editoriale, utilità della storia e addirittura testimonianze della presenza nella Napoli moderna dell'Anticristo e della sua opera demolitrice delle civili istituzioni. Non so in quali serie si potrebbe trovare una cosa del genere.
Evidentemente, secondo lui sì. Vabbè. La grande molteplicità delle esigenze di ricerca manifestate dall'utenza, lungi da rappresentare un limite e un intralcio per l'attività dell'archivista, costituisce al contrario una continua e affascinante sfida intellettuale. Non è da sottovalutare poi il fatto che il fatto di dover interagire con una platea così vasta e varia per preparazione di base e per consapevolezza della realtà documentaria valorizza il ruolo dello stesso archivista quale mediatore culturale fra le carte e il pubblico. Ma le carte null'altro sono se non fondamento del diritto e presidio di autentica identità collettiva, il pubblico uso e le notizie utili per la storia patria della legge organica del 1818 ricordata all'inizio. Diritto e autentica identità sono a loro volta architravi della convivenza democratica, sicché perfino uno studio apparentemente arido sulla casistica di quanti frequentano le sale di studio di un archivio di Stato ci conduce quasi involontariamente a riaffermare l'alta funzione civile degli archivi e della professione archivistica. Grazie. Bene, grazie, perché soprattutto per l'ultima parte noi che abbiamo fatto diversi lavori sulla nomenclatura sia degli oggetti che le richieste più strampalate, comunque a Venezia li avremmo indirizzati sicuramente sugli esecutori della bestemmia, quindi l'anticristo l'avremmo trovato da qualche parte sicuramente. Bene, Marco Carassi. Allora, Marco Carassi, che credo non abbia come molti dei relatori bisogno di presentazioni, però incarna un ricordo di tanti anni fa a Rocca di Papa, no? Credo che fosse il 1992, 3, 4, giù di là, forse qualche anno 95, in cui io ho apprezzato 3 cose: l'intelligenza, l'ironia, che è rimasta sempre tale, e il senso di lavorare per un'istituzione. Quindi grazie Marco, ti ringrazio a distanza di anni, ma mi divertiva sempre quest'area un po' british che ha anche canzonatoria di prenderci sempre in giro comunque da qualsiasi parte. E il tema è affascinante perché riguarda l'Archivio di Stato di Torino e i suoi 80 e passa chilometri di carte, un po' come Venezia. Grazie Gianni. Allora, per preparare questa relazione ho fatto un gran lavoro di statistica, molto complicato, molto difficile, cercando di risalire indietro nel tempo, sia per la descrizione della progressiva acquisizione dei fondi all'Archivio di Stato di Torino, sia per cercare di chiarire il tipo di utilizzazione che di questi fondi è stato fatto. Però, dato che il titolo di questo convegno è molto interessante, molto bello, ho poi aggiunto a questa parte, diciamo, di scavo numerico, quantitativo, una prima parte di riflessione proprio sul tema archivi, democrazia. Allora, probabilmente non avrò il tempo di approfondire questi dati quantitativi che leggerete poi negli atti alla sera, quando avrete difficoltà di assopirvi. Però io ora comincerò con questa parte di carattere generale. Da quando la Costituzione ha dato ai pubblici impiegati l'obbligo dell'imparzialità, ma anche il dovere di fedeltà attiva al patriottismo costituzionale, il ruolo civile degli archivi di Stato è cambiato profondamente. La loro lunga tradizione è messa al servizio di obiettivi diversi che si sovrappongono senza cancellare quelli più antichi. Un tempo soltanto arsenale dell'autorità, poi anche garanzia della certezza dei diritti dei sudditi
Infine, gli archivi diventano anche presidio di una società pluralista e democratica. In questa terza fase gli archivi cessano di essere al servizio esclusivo di una verità di Stato e vengono offerti alla libera pluralità delle interpretazioni di tutti coloro che perseguono progetti di futuro, i quali sono legittimamente diversi e cercano testimonianze del passato utili a rafforzare l'una o l'altra preferenza progettuale. Naturalmente la libera interpretazione ha un limite nel nocciolo duro dei fatti storici che vincolano i ricercatori, la cui onestà professionale impedisce di nascondere o distorcere testimonianze che contraddicano le loro tesi. Il confronto dialettico tra le diverse tesi avrà un esito democratico nell'orientamento principale della comunità degli storici e dell'opinione pubblica, dove, ad esempio, chi nega l'esistenza della Shoah è considerato in malafede. L'archivio torinese, pur subendo gravi perdite sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, comincia a distinguersi in questa virtuosa evoluzione ideale proprio alla metà degli anni 40 del Novecento, quando i suoi funzionari sono ancora quasi tutti membri di famiglie nobili e di fedeltà monarchica. Ce lo ricorda la lapide accanto al portone di via Santa Chiara 40, dove si legge: durante la fase conclusiva della lotta di liberazione, questa sede, destinata a custodire la storia, concorse a crearla, offrendo sicuro e discreto asilo all'attività del Comitato di Liberazione Nazionale per il Piemonte. Quell'ospitalità, nella sede dell'Archivio di Stato, organizzata dall'archivista Matteo Sandretti, segretario del CLN, non sarebbe stata possibile senza il tacito consenso della direzione dell'archivio e la rischiosa solidarietà dei colleghi dell'istituto. In seguito, l'archivio torinese si caratterizza non per la nostalgia identitaria verso antiche glorie, che pure hanno avuto una loro dignità, né per la superficiale esibizione dei documenti più belli e curiosi, ma per una particolare attenzione verso l'utilizzo didattico e pedagogico delle fonti d'archivio, a sostegno degli insegnanti impegnati nell'educazione alla cittadinanza, alla capacità di ragionare criticamente con la propria testa, perché non si nasce cittadini di una democrazia, ma lo si può diventare. A questo fine servono occasioni per riflettere pacatamente, come dice un noto comico televisivo imitando Prodi, appunto, a questo fine servono occasioni per riflettere su quali creative risposte si possano dare a dilemmi sociali, politici e morali che in varie forme altri prima di noi hanno dovuto affrontare. Questo vale anche per il pubblico adulto. Ricordo le prime raccolte di documenti offerte alle scuole a partire dagli anni 70 del secolo scorso, dalla fatica di vivere nel Medioevo, su come si evolve nei secoli la gestione del pubblico denaro, su come si realizza nel Settecento una grande opera pubblica, sul dramma delle persecuzioni anti-ebraiche a Torino. Successivamente le realizzazioni dell'archivio diventano più impegnative, ma sono sempre occasioni di riflettere su problemi generali
con riflessi nell'attualità. Mi limito a citare di sfuggita la mostra Della pubblica felicità, 1995, su ombre e luci dell'assolutismo sabaudo, e la mostra Blu, rosso e oro, 1998, sull'araldica, vista come un sistema di segni per la comunicazione sintetica. Un'altra tappa di questa evoluzione è la mostra del 2008 per il 60° compleanno della Costituzione, intitolata Un lungo cammino per diventare liberi. Malgrado il forte scetticismo di ambienti accademici sulla possibilità che gli archivisti torinesi potessero realizzare l'impresa solo con i loro documenti, la mostra fu molto apprezzata dagli studenti. Un commento di uno studente: devo tornare per farla vedere ai miei genitori. Gli articoli fondamentali della Costituzione furono illustrati da documenti di ogni epoca, visti come testimonianze del lungo, faticoso, incerto cammino per accumulare man mano un patrimonio di conquiste civili che hanno trovato nella Carta Costituzionale un riconoscimento da difendere e coltivare con cura. Un solo esempio per illustrare il carattere democratico che l'articolo 1 attribuisce alla Repubblica Italiana. È stato utilizzato un documento del 1349 in cui il Consiglio Comunale di Mondovì prende una decisione a scrutinio segreto con 5 voti contrari, usando le fave bianche e le fave nere introdotte nell'urna. Certo non si può parlare per quell'epoca di democrazia rappresentativa in senso moderno, ma il metodo di decidere, non rompendo le teste agli avversari, bensì contando i voti dati nel segreto dell'urna, è una conquista che va perduta in tempi successivi al 1349 e costa poi lacrime e sangue per essere riconquistata. Un'altra impegnativa realizzazione dell'archivio torinese è stata quella della mostra Tra il dire e il fare, unità d'Italia e unificazione europea. 2 punti, cantieri aperti, sia quello europeo che quello italiano. Per il 150° dell'Unità d'Italia si è scelto di accantonare ogni retorica risorgimentale per tentare un audace parallelo tra i problemi politici, sociali, economici e culturali dell'Unione Europea oggi e quelli dell'Italia nei decenni successivi all'unificazione. La mostra suggeriva che entrambi i soggetti condividono tuttora l'impegno nella ricerca di forme innovative di sviluppo sociale e civile. Un solo esempio di reazione alla visita: un ragazzino di pelle nera, studente di una scuola media torinese, colpito dai documenti sugli italiani che nell'Ottocento emigrano in America per non morire di fame in patria, e colpito ancor di più dalla cartina in cui gli antropologi illustrano la diffusione dell'umanità in tutti i continenti a partire dall'Africa, si rivolge ai suoi compagni di pelle bianca, rinfrancato dalle intraviste parentele, suggeritegli dai documenti presenti in mostra, e dice: allora voi siete i miei nipoti. Segnalo ancora la pubblicazione delle recenti antologie documentarie commentate. La prima, intitolata Un viaggio nella paura, 2016, consente di riflettere sulla paura di essere ridotto in schiavitù, di essere torturato, di essere vittima della superstizione,
di morire di malattia epidemica, di lasciarsi vaccinare, di essere perseguitato per la propria fede, di non riuscire a sfamare la propria famiglia, di essere vittima della criminalità, di rimanere coinvolto in catastrofi naturali, di non potersi esprimere liberamente, di morire in guerra lontano dal proprio paese, di non poter col proprio voto contribuire a decidere le sorti del proprio paese. Una raccolta terrificante di casi veramente accaduti che si prestano a riflettere sugli effetti devastanti delle paure che non si riescono a dominare. La seconda antologia, intitolata Un viaggio nella paura e nel coraggio, abbiamo scelto di essere un po' più incoraggianti nella seconda antologia, 2018, è dedicata in particolare a come si può reagire alla paura, a come distinguere quelle fondate, perciò utili, da quelle create e ingigantite ad arte dagli speculatori della paura. Cito tra l'altro il coraggio di esplorare, il coraggio di emigrare, di opporsi alla propaganda razziale nelle scuole sotto il fascismo. Ci sono stati insegnanti coraggiosi nelle scuole torinesi che di fronte alla circolare che imponeva loro di fare pubblicità alla politica razziale governativa, hanno trovato modi molto fantasiosi di far finta di obbedire, ma in realtà di fare l'opposto. Coraggio di svolgere attività imprenditoriale, di opporsi alle prepotenze, come il coraggio delle donne di difendersi dalla violenza, di riconoscere e rifiutare le false notizie. Una terza antologia in preparazione, che ha ostacolato la preparazione della mia relazione di oggi, è intitolata Un viaggio nell'arte di scegliere. Presenterà casi in cui ai protagonisti si presentavano diverse possibilità e quindi vale la pena di riflettere su come si decide, come si può ridurre la possibilità di errore, come si può cercare di rimediare dopo aver sbagliato, come si rischia di ricadere negli errori già fatti. Per una democrazia è essenziale la trasparenza, che esige di conservare le testimonianze degli errori commessi per poterli considerare criticamente. Se gli studenti sapranno in tali modi esercitarsi a diventare buoni cittadini, sicuramente gli archivisti avranno definitivamente messo in salvo la democrazia. Scherzo, perché purtroppo la manutenzione della democrazia è un lavoro faticoso, quotidiano, mai finito. Ma l'Archivio di Stato offre anche visite nelle quali, a partire da pochi documenti osservati in originale, si offre la possibilità di riflettere sui modi di esplorare il passato e imparare la pratica democratica. Gli archivi delle IPAB, ricevuti in occasione delle rispettive soppressioni degli enti, testimoniano la necessità che i cittadini coltivino valori altruistici. Naturalmente, senza voler imporre la propria concezione come esclusiva, si pensi alle attività caritative private che non c'è motivo di contrapporre all'assistenza pubblica, all'interno delle cui istituzioni i cittadini peraltro possono dare ugualmente prova della loro aspirazione alla solidarietà. Gli archivi della gioventù italiana del Littorio, nella quale i giovani sotto il regime fascista sono allenati al conformismo, testimoniano per contrasto la necessità che nei giovani cittadini di una democrazia le personalità individuali siano coltivate in modo da rafforzarne la libertà di scelta, perché sappiano difendersi dalle sirene dei demagoghi.
i verbali delle deliberazioni degli organismi rappresentativi, con le loro furibonde discussioni, testimoniano la necessità che in una democrazia si consolidi lo spirito del dialogo e la disponibilità al compromesso, perché la filosofia delle proposte non negoziabili, da prendere o lasciare in blocco, sa di ricatto e non di faticosa convergenza verso scelte condivise. Le grandi operazioni di perequazione fiscale e di catastazione documentano lo sforzo del riformismo settecentesco per ridurre le disuguaglianze nella ripartizione dei carichi contributivi, perché il privilegio avvelena i rapporti sociali e ostacola lo sviluppo economico. Un sovrano illuminato e lungimirante come Vittorio Amadeo II mira anche ad ottenere l'aumento complessivo del gettito, tra l'altro, con una gestione più equa della fiscalità. La democrazia a quei tempi è ancora molto lontana, ma quello spirito dell'eguaglianza lo ritroviamo nell'articolo 3 della Costituzione e prima ancora nei Giacobini piemontesi di fine Settecento, più moderati e concreti dei loro cugini d'Oltralpe. Le ispezioni prefettizie sugli archivi di Stato civile dei comuni, funzione statale delegata, dove sorgono delicati problemi di registrazione di nascite di bambini non riconosciuti, figlio di NN, e di situazioni familiari di tipo non tradizionale, evidenziano la necessità che una democrazia non mostri intolleranza verso chi porta identità diverse da quelle più diffuse. La presenza nei fondi giudiziari di condanne a morte ricorda che una democrazia deve sempre diffidare delle decisioni irrimediabili, non solo per l'eventualità che troppo tardi si scopra l'innocenza del condannato, ma anche per la funzione rieducativa che deve avere la pena. Innumerevoli fonti esemplificano l'atteggiamento sperimentale che invita a imparare dalle conseguenze delle proprie azioni e a porsi problemi di responsabilità circa le conseguenze prevedibili delle decisioni, principio fondamentale in una democrazia. Ad esempio, le fonti relative alla progettazione e costruzione di edifici privati e di opere pubbliche. Si pensi alla costruzione della rete ferroviaria in età cavouriana, con la sperimentazione della perforatrice idropneumatica dell'ingegner Sommeillet. Per un buon funzionamento della democrazia è fondamentale la dialettica onesta tra maggioranza e minoranza in qualunque organismo elettivo. Il venir meno di tale leale confronto che si verifica in periodo fascista e prima ancora nel periodo del trasformismo ottocentesco, dove prevale l'obiettivo di mantenersi politicamente a galla e non quello di trovare argomentazioni razionali, ostacolano la manutenzione delle possibilità alternative alle decisioni prese. L'infinita abbondanza di atti di lite e di controversie giudiziarie su questioni che appaiono talora bagatellari, come dicono gli avvocati, testimonia la necessità per una democrazia di incoraggiare nei cittadini un atteggiamento un po' altruistico e non grettamente rissoso ed egoistico, anche in presenza di seri contrasti di interesse che meritano attento esame ed equilibrata decisione. Il ricorrersi affannoso nel tempo dei testi normativi di vario livello, dalle leggi alle semplici circolari, e la documentazione della istruzione pubblica ci ricordano la necessità per una democrazia di aver cura delle parole,
mettendo tutti i cittadini nelle condizioni di capire quel che ascoltano e leggono, in modo da poter utilmente dialogare. D'altra parte, parlare in modo onesto e comprensibile è un dovere civile, diceva Primo Levi. Le testimonianze timidamente espresse in dialetto da persone quasi illetterate, interrogate talora in modo rude nel corso di istruttorie amministrative e giudiziarie, ci ricorda che una democrazia deve coltivare il rispetto della dignità di ciascuno e fornire strumenti di sostegno a chi fa più fatica ad affrontare le tribolazioni di ogni giorno. Considerando gli 83 chilometri di scaffali torinesi, è il momento di domandarsi come si sia formato il patrimonio che ora è disponibile per servire gli obiettivi di difendere i diritti dei cittadini e delle pubbliche autorità e allo scopo di suggerire riflessioni di valore civile sulle esperienze buone e cattive accumulate nel tempo. Volgendo lo sguardo al passato profondo dell'Istituto Archivistico Torinese, fin dall'autunno del Medioevo, vediamo all'opera nella Crota Domini, la grande sala dell'archivio del castello di Chambéry, gli archivisti del duca Amedeo VIII, intenti nella prima metà del Quattrocento a dare forma razionale e a descrivere in analitici inventari l'ormai grande patrimonio archivistico della dinastia e dei suoi stati di qua e di là dalle Alpi. È il momento in cui gli archivi sabaudi prendono la loro forma, che durerà molto a lungo e offre tuttora una straordinaria visione dall'interno del modo di ragionare di un principe medievale, signore di un piccolo stato transalpino. Mentre i numerosi rendiconti dei tesorieri e dei castellani sono tenuti a parte grazie alla loro semplicità strutturale, l'archivio dei titoli giuridici e politici richiede una struttura logica che è lo stesso duca a dettare. Se poi procediamo idealmente verso l'età rinascimentale, vediamo gli affannosi traslochi in Piemonte e a Nizza per mettere in salvo i documenti più preziosi ai tempi dell'invasione francese del Cinquecento. Ci rendiamo poi conto delle conseguenze della scelta strategica del duca Emanuele Filiberto di spostare la capitale a Torino. Soffriamo le ansie degli archivisti nel vedere le file dei muli e dei carriaggi che valicano le montagne cariche del tesoro delle carte. Grandi ansie ci procurano gli archivi sabaudi, sballottati qua e là nel Seicento, durante la guerra civile tra filo-spagnoli e filo-francesi. Fin dall'alba del Settecento e poi nel corso del grande secolo delle riforme, due grandi sovrani come Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III ci offrono lo spettacolo di un potere politico profondamente convinto dell'importanza della tutela della memoria istituzionale, davvero l'archivio utilizzato con intelligenza come arsenale dell'autorità. E allora nel 1731 vediamo costruire in pochi mesi un palazzo appositamente progettato per i regi archivi e poi gli archivisti al lavoro per tutto il secolo al fine di ordinare in splendidi inventari quello che è noto come l'archivio di corte. Il Bagliore del Falò, acceso a Torino il 21 gennaio 1799 davanti all'Albero della Libertà, illumina la parziale distruzione degli archivi dell'odiato governo sabaudo. Il rombo del cannone napoleonico preannuncia l'annessione alla Francia nel 1802 e il doloroso lavoro degli archivisti torinesi per preparare il trasferimento a Parigi di 13.770 unità archivistiche al fine di realizzare la folle idea di un archivio imperiale unico per il continente europeo.
La restaurazione ci presenta il faticoso ritorno dei documenti a Torino. L'Unità d'Italia ci mostra l'archivio torinese che perde il ruolo di archivio centrale di uno Stato e dunque perde i documenti che i ministeri ritengono di doversi portare appresso, talora inutilmente, nei loro traslochi. Nel 1873, vedete che avanzo rapidamente verso l'attualità, per committenza governativa, che non si fa scrupolo di usare la storia a fini politici, nell'archivio torinese è creato il Museo Storico della Casa di Savoia, allo scopo di convincere il pubblico che il giovane e fragile Regno d'Italia ha tuttavia antiche e solide fondamenta. Nel 1925 l'Archivio di Stato raddoppia grazie ad una seconda grande sede ottenuta dal Comune di Torino, il Grande Ospedale San Luigi, nel quale verranno ricoverati finalmente molti fondi giudiziari e notarili, i grandi archivi finanziari, i fondi del Ministero di Guerra e Marina, il grande archivio della Camera dei Conti. I sinistri bagliori dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ci testimoniano gli eroici salvataggi operati dagli archivisti torinesi, trasferendo molta documentazione in 7 castelli sparsi per la campagna. Ma l'anno 1943 porta con sé gravi perdite documentarie. Vanno in fumo gli archivi di 3 ministeri, quello dell'Interno, quello della Pubblica Istruzione e quello dei Lavori Pubblici, e anche l'archivio dell'Intendenza Generale di Torino. In questo sorvolo cronologico vediamo poi la consegna alla Francia di 15 tonnellate di documenti in forza del Trattato di pace del 1947, che per esigenze politiche vede prevalere il principio di territorialità, documenti che riguardano Nizza e Savoia, estratti dall'archivio di corte e dall'archivio camerale, su prevalenza del principio di territorialità sul principio del rispetto dei fondi. A 70 anni da quell'esito doloroso per gli archivisti torinesi, vediamo però oggi con viva soddisfazione un rinnovato spirito di collaborazione con gli archivisti dei 2 versanti delle Alpi, che lavorano amichevolmente alla ricomposizione virtuale della struttura antica delle serie. Gli ultimi 80 anni meriterebbero qualche analisi più dettagliata, dalla quale risultino le fasi alterne di maggiore o minore acquisizione e utilizzo delle fonti. Si può parlare infatti di difesa della democrazia anche utilizzando pergamene medievali, ma le fonti più recenti, tutto sommato, possono essere più utili. Il seguito a leggere negli atti. In realtà non volevo stoppare. Ho detto la metà di quello che volevo dire. Ok, meno male. Dicevo 2 osservazioni rapidissime. La prima è che addirittura negli statuti medievali esiste la possibilità di votare contro o a favore tramite un ballottaggio, proprio le ballotte, da cui deriva ballottaggio, la balla d'oro del doge, ma anche la possibilità di dichiararsi astenuti. La grandezza di una grande potenza, più che democrazia illuminata, consiste anche quella di rendere la possibilità di essere non sinceri, così si chiamavano gli astenuti. Invece per la prossima mostra, sugli errori, e oltre a Vittorino Andreoli, c'è un bellissimo saggio di Tim Hanford sull'elogio dell'errore, cioè partendo dal post-it, il famoso post-it, ma anche dall'educazione da piccoli. Noi impariamo sbagliando. Quando cadiamo, l'importante è che ci sia qualcuno a correggere l'errore e a spiegarci come si fa in via emulativa. E l'errore è il primo esempio dell'educazione che riceviamo ogni giorno. Noi siamo così grazie ai nostri errori. Tim Hanford. Dono all'Archivio di Stato. Grazie. E bene, l'ultima relazione di oggi, sì, Lanzini, che tra l'altro è anche uno dei coordinatori di questo lavoro.
Di questo convegno, chiedo scusa. Prego. Sì, colleghiamo. Da lui dipende il nostro pranzo. Con 40 slide vi do appuntamento alla cena. Sarò veloce. Direttamente. Sono quasi tutti i titoli. Meno male. Buongiorno a tutti, ringrazio in realtà gli organizzatori per l'invito. Oggi vi parlerò del patrimonio dell'Archivio di Stato di Milano, ma in realtà mi concentrerò soprattutto sugli utenti degli ultimi anni, su come sta cambiando l'utenza e su come sta cambiando anche l'utilizzo, o almeno ho cercato di individuare alcune tendenze nell'utilizzo della documentazione conservata dall'Archivio di Stato, proprio per vedere qual è il ruolo che l'Archivio di Stato di Milano, ma in generale anche altri archivi di Stato, il ruolo che questi istituti possono ancora svolgere nella nostra società. Vi presenterò una brevissima carrellata del patrimonio conservato dall'Istituto Milanese. Il patrimonio dell'Archivio di Stato di Milano si è venuto costituendo secondo dinamiche influenzate da particolari scelte metodologiche. Parlando agli archivisti avrete sicuramente capito a cosa mi riferisco. Metodologiche compiute dagli archivisti attivi tra la fine del Settecento e i primi decenni del Novecento e da fattori esterni che hanno segnato profondamente la storia dell'Istituto, a cominciare dai disastrosi bombardamenti dell'estate del 1943. Per fornirvi una carrellata dei principali nuclei documentari custoditi dall'archivio, mi rifarò alle sezioni in cui sono articolati i fondi, retaggio di una partizione storico-archivistica ispirata alla guida generale degli archivi di Stato italiani, che gli utenti possono cogliere dalla variopinta colorazione degli inventari presenti in sala studio. E ne vedete un esempio, cioè la sezione di colore giallo. Allora, questa è la sezione che contiene gli atti di governo, il grande superfondo atti di governo. Perché si occupa di archivi e archivistica, è noto che buona parte della documentazione prodotta da uffici e magistrature milanesi dal XVI secolo alla metà del XIX secolo è confluita in questo superfondo atti di governo, i cui inventari sono appunto di colore giallo. Si tratta di un complesso documentario costituito da quasi 30.000 faldoni, 30.000 buste, all'interno del quale i documenti furono ordinati per materia secondo un sistema ideato dall'archivista Luca Peroni, tanto da prendere il nome di metodo di ordinamento peroniano. La sua origine, come noto, dipese dalla volontà delle autorità asburgiche di fine Settecento di disporre di un'unica grande, ecco la chiamo banca dati, dalla quale attingere le informazioni contenute nella documentazione pregressa, a prescindere dall'ufficio che l'aveva prodotta e dai sistemi con cui era stata gestita sino ad allora. Quindi un unico grande sistema di organizzazione delle informazioni. Una seconda sezione, quella visconteo-sforzesca, sono il prodotto di continui rimaneggiamenti e anche gli altri principali nuclei documentari di antico regime, come appunto il carteggio visconteo-sforzesco, corredato da inventari di colore blu, li vedete qua in fondo, sulla destra. In questa sezione sono confluite le scritture e i registri delle cancellerie ducali attive tra il XIV secolo e i primi decenni del XVI secolo. La documentazione sciolta, in particolare, fu organizzata all'inizio del XX secolo secondo vari criteri, tra i quali prevale una vaga distribuzione delle carte per località di invio. Vado velocemente, vi illustro altre sezioni, non mi soffermo su tutte per motivi di tempo, poi ritroverete appunto questa illustrazione negli atti del convegno, e mi concentro sulla sezione autografi. Allo spirito positivistico si ispirò nel secondo Ottocento la creazione di numerose collezioni di autografi, tratti da pressoché tutti i fondi dell'archivio e organizzati in base alla persona che sottoscrisse il documento oppure al personaggio di cui trattavano. Il colore che contraddistingue questa sezione è il verde. Pochi, insomma, sono i fondi che hanno mantenuto la loro fisionomia originaria a Milano. Se ne trovano alcuni per il periodo spagnolo, per il periodo napoleonico e per la restaurazione. Ma purtroppo proprio questi fondi, cioè i fondi che hanno mantenuto la loro struttura originaria, hanno subito gravi perdite nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Quindi
gran parte dei fondi ottocenteschi, diciamo della restaurazione, sono andati distrutti e quasi tutti i fondi giudiziari preunitari. Quindi questa è la situazione, è il panorama del patrimonio archivistico dell'Archivio di Stato di Milano. A differenza di altri grandi istituti, abbiamo visto l'Archivio di Napoli, l'Archivio di Stato di Milano non ha mai coltivato invece una grande passione per i fondi di famiglia e per i fondi di persona. Sono pochi, sono relegati nella sezione nera, forse non a caso, quindi gli inventari sono di color nero, e le eccezioni non mancano, ci sono alcuni archivi importanti, ma si tratta di una delle porzioni del patrimonio più neglette e poco studiate, anche se ben inventariate, e questo è un aspetto interessante, cioè l'inventario analitico non sempre favorisce la ricerca. E proprio mi vorrei concentrare anche su questo aspetto. Nello scorrere la lista dei fondi preunitari dell'Archivio di Stato di Milano, dunque, troveremo solo pochi riferimenti alle antiche istituzioni che li produssero. I profondi rimaneggiamenti subiti dalla documentazione dipesero, almeno in parte, dalla volontà degli archivisti del passato di rispondere alle esigenze dei loro utenti, che si trattasse degli uffici dell'amministrazione pubblica interessati a reperire velocemente gli antecedenti di una pratica, o di qualche erudito desideroso di mettere le mani su un documento relativo a un personaggio storico specifico, a un determinato fatto storico, e questo appunto il collezionismo, gli autografi. Viene da chiedersi, e questa è una domanda un po' anche provocatoria, se quelle scelte, tanto criticate dalla seconda metà del XIX secolo in avanti, quando storici e archivisti pretesero di ricercare negli archivi soprattutto la storia delle istituzioni, uso la parola pretesero proprio in chiave quasi polemica, l'abbiamo visto per l'Archivio di Stato di Firenze, viene da chiedersi se possano oggi essere in qualche modo rivalutate quelle scelte, di fronte alle richieste di un pubblico sempre più variegato, che negli archivi, spesso e volentieri, cerca di tutto tranne che le istituzioni. Si tratta evidentemente di una provocazione, sulla quale credo tuttavia valga la pena riflettere in maniera laica, smettendo i panni dell'archivista intento a difendere i sacri principi della disciplina. Ovvio, sono provocatore, poi vedremo il mio discorso si evolve in un'altra direzione, poi ti salvi. proprio nel finale. Il coraggio com'era lì? Per le ragioni storico-archivistiche è nel coraggio. Per le ragioni storico-archivistiche di cui si è detto, l'Archivio di Stato di Milano non è forse il più rappresentativo tra i grandi archivi, ma può comunque costituire un caso di studio interessante, almeno a livello metodologico, in quanto il complesso rapporto tra patrimonio posseduto e utenti può essere analizzato a partire dai dati raccolti attraverso il sistema di gestione delle attività della sala studio, sistema Archimatic, che appunto ha dei dati disponibili dal 2008 al 2018, 2019 ma non li ho analizzati per ovvi motivi di tempo. La prima domanda che mi sono posto è la seguente: come è mutata sul piano numerico la popolazione dell'Archivio di Stato di Milano nell'ultimo decennio? E non solo, poi vedremo, ho ricavato anche da altre fonti, da altri dati, delle serie pregresse. Velocemente, questo è un primo grafico e potete vedere, allora, queste tre linee, spero che si riescano a leggere, a vedere. Allora, il numero degli iscritti, come vedete, è rimasto abbastanza costante nell'ultimo decennio. Vi è stato un calo fino al 2015 e un recupero. Nel 2015 eravamo arrivati a 1260 iscritti e vi è stato un recupero di circa 300 iscritti negli ultimi 3 anni. E poi vi farò vedere il perché, e questo è interessante perché spiega e può essere per così dire, una testimonianza del fatto che la popolazione dell'archivio può mutare radicalmente, velocemente, in base e a causa di un singolo fatto, di una singola, diciamo, circostanza. Quindi, come vedete, dal 2015 ad oggi sembra un grande recupero, da 1200 a 1575. Andando avanti nell'analisi e estendendo il periodo, basandomi su altre fonti, non quindi su Archimatica, ma su altre fonti che ho recuperato, vedete che però il calo, dall'inizio degli anni 2000, dal 2001, il calo è stato costante fino al 2015. Partivamo da 1855 iscritti, quindi quasi un crollo progressivo. Ampliando ulteriormente il nostro campione e partendo dagli anni 70, noi vediamo che alla fine degli anni 80, inizio anni 90, gli iscritti erano addirittura 3.425. E questo è un primo fatto, vedete questo picco? Diciamo che negli ultimi anni,
qui siamo fino al 2000, quindi siamo tornati al livello dei fine anni 70, inizio anni 80. Questo picco degli anni 80 è in realtà dovuto a un caso particolare, cioè in quel periodo molti docenti del Politecnico di Milano inviavano, passatemi il termine, orde di studenti di architettura per fotocopiare documentazione soprattutto catastale o di altro genere. E quindi questo numero estremamente elevato dipese in larga misura dagli studenti di questa facoltà, della facoltà soprattutto di architettura, e il calo, vedete il crollo, dipese dal fatto che la direzione dell'epoca vietò l'ingresso agli studenti di architettura, ovviamente raggiungendo degli accordi con i singoli docenti, organizzando dei laboratori, organizzando delle sedute ad hoc per le loro ricerche. Voi capite che un singolo evento, un singolo fatto, cioè la necessità di questi studenti di consultare le fonti, comportò un aumento esponenziale negli utenti dell'Archivio di Stato di Milano. Siamo ritornati, per così dire, negli anni 90, poi ripeto prima dell'ulteriore calo degli anni 2000, siamo ritornati ai livelli di inizio anni 80. Questo è un dato aggregato basato su diverse fonti. Come vedete nell'Ottocento più o meno gli iscritti si aggiravano sui 100-150 iscritti all'anno. La guerra ovviamente comportò un crollo. Siamo ripartiti da 10 iscritti nel 1946, si è saliti fino ai 3.425, poi, come vi dicevo, il crollo determinato da quella scelta della direzione, un progressivo calo fino al picco negativo del 2015 e un recupero negli ultimi 3 anni. Vediamo un'analisi degli utenti per professione, cioè la seconda domanda che mi sono posto è: chi sono gli utenti che frequentano, scusate devo fare una precisazione, questi dati appunto Archimatic consente di ricavare questo dato, cioè gli iscritti per professione, per finalità di ricerca, per ambito cronologico di ricerca e per tema di ricerca. L'analisi di queste 4 rilevazioni presenta tuttavia diverse criticità. Nel caso della professione, ad esempio, alcune voci appaiono troppo specifiche, come nel caso c'è la professione archivista. In altri casi invece si tratta di voci molto generiche, libero professionista. Voi capite che paragonare la voce archivista a quella libero professionista non ha molto senso e quindi non mi sono concentrato su questa rilevazione. Lo stesso dicasi per il tema di ricerca, che comprende voci generali come storia contemporanea, ma anche voci specifiche come araldica o storia economica o addirittura anche in questo caso studi di archivistica, di diplomatica, quindi molto più specifici. Un secondo aspetto da considerare riguarda il campione di utenti su cui sono state effettuate queste rilevazioni, ovvero non tutti gli utenti hanno dichiarato la propria professione, la finalità di ricerca, l'ambito cronologico. Il numero degli utenti che ha rilasciato questa dichiarazione è aumentato nel corso degli anni, quindi andando a vedere le linee di evoluzione di questi dati sembrerebbero sempre in aumento, tutti in aumento, cosa che si contraddice con il fatto che il numero degli utenti è in diminuzione. Quindi mi sono basato sulle percentuali, cioè ho analizzato in che percentuale stanno variando queste diverse tipologie di utenti. Ecco qui un primo dato. Questi sono per professione, ripeto, la professione la analizzo velocemente. Utenti per professione, l'unico dato significativo è questo aumento dal 2015, ci deve dire qualcosa, al 2018 degli architetti e ingegneri. Come nel caso degli studenti di architettura, ecco che anche in questo caso ancora più specifica è la causa. Il Comune di Milano ha reso obbligatorio la presentazione del certificato di staticità e la documentazione per presentare la scadenza era novembre 2019, posticipata a novembre 2020. La documentazione per presentare questo certificato si trovava nel fondo prefettura cementi armati. Quindi noi abbiamo avuto in questi 3 anni, anche in questo caso uso la parola orde di architetti, ingegneri, geometri che svolgevano queste ricerche. Chiaramente quindi il recupero che abbiamo visto da 1200 a 1500 utenti dal punto di vista della ricerca storica, dal punto di vista del ruolo che l'archivio vuole svolgere
in relazione a quel determinato settore di ricerche non è significativo. Ma la mia domanda, e quello che cercherò appunto di illustrarvi nelle slide conclusive, è il fatto che l'archivio deve comunque rispondere a queste nuove esigenze. Se l'archivio vuole essere arsenale di democrazia, non è l'archivio a decidere chi sono i propri utenti, sono gli utenti a decidere quale servizio l'archivio deve rendere. Se l'archivio deve svolgere un servizio pubblico, deve saper rispondere anche velocemente a queste nuove esigenze, a queste nuove domande. E voi capite che nel corso di un anno trovarsi 300 utenti in più rispetto ai 1200, così all'improvviso per un regolamento edilizio del Comune di Milano, può comportare dei problemi. E questo è appunto quel discorso, si ricollega al discorso, cioè affrontare in maniera laica il servizio che noi offriamo, non avere la puzza sotto il naso. Gli ingegneri hanno diritto, tanto quanto il professore accademico, di consultare i fondi dell'Archivio di Stato di Milano. E dobbiamo evidentemente rispondere con risposte diverse rispetto a quelle che diamo al docente. Vado velocemente, e forse è più interessante la separazione della classificazione dell'utenza per finalità di ricerca. Qui troviamo proprio 4 macro categorie, le 4 famiglie, io dico 4 tipologie di utenti a cui dobbiamo dare risposte. E sono, velocemente, un 30% di utenti che svolge ricerche di tipo scientifico, mi riferisco ai dati del 2018, un 26% che svolge ricerche per interesse personale, gli amatori, molte volte pensionati, magari non con una formazione accademica, non quindi con anche strumenti intellettuali per comprendere, per interpretare, per svolgere ricerche in autonomia, e quindi altra esigenza rispetto ai docenti e agli studiosi con basi solide. Un 25% di ricerche per finalità amministrative e professionali, abbiamo visto appunto il caso degli ingegneri, ma anche avvocati che ricercano sentenze e altre ricerche di questo tipo, e un 17% di studenti divisi tra specializzandi, laureandi e studenti universitari, soprattutto per le tesi di laurea. Questi dati in particolare possono aiutare a riflettere sul ruolo che gli archivi di Stato possono ancora svolgere nella nostra società, questione già affrontata peraltro da Stefano Vitali e Carlo Vivoli in occasione di un convegno tenutosi a Napoli, se non sbaglio nel 2004, quando già appariva evidente la necessità di ampliare la tradizionale visione degli archivi come laboratori per la storia riservata a un'elite intellettuale, cercando di confrontarsi con un'utenza ben più variegata, configurando gli archivi come proprio un servizio pubblico. Salto velocemente alcune slide perché sono poco significative, perché ripeto, per esempio gli utenti italiani per tema di ricerca diventa molto complicato perché le voci della rilevazione non erano significative a mio avviso. Per ambito cronologico invece gli utenti per ambito cronologico in questo caso sono divisi tra italiani e stranieri, quindi vi presento solo la prima slide relativa agli utenti italiani. Ecco qui un altro aspetto significativo, vediamo che la storia contemporanea sembrerebbe quella più battuta negli archivi, cosa che in realtà poi vedremo viene sconfessata dai numeri delle richieste, dei pezzi, dei singoli fondi. Questo in parte è determinato dal fatto che sempre quei professionisti si concentrano soprattutto su fondi di età contemporanea, ma consultano di norma 1 o 2 pezzi all'anno perché stanno facendo delle ricerche specifiche, mentre gli utenti tradizionali, che magari si concentrano su altre epoche storiche come l'età medievale o l'età moderna, consultano molti pezzi nel corso dell'anno. E anche qui vediamo 2 esigenze diverse. È chiaro che l'avvocato, che il professionista non ha tempo di aspettare i tempi lunghi dell'archivio e quindi richiede dei servizi differenti. Voglio citare il caso, perché mi riguarda direttamente, all'Archivio di Stato di Brescia, dove ho lavorato per un certo periodo, avevamo istituito una sorta di sportello che rispondeva per corrispondenza e questi utenti non entravano in sala studio. In un accordo col Comune di Brescia, perché soprattutto la documentazione faceva parte dell'archivio storico del Comune di Brescia conservato in Archivio di Stato, e quindi ecco che subito, nel momento in cui quest'utenza ha creato delle difficoltà di gestione all'interno della sala studio, abbiamo deciso di risolvere la questione approntando questo servizio particolare. Ma vediamo i fondi
i fondi che vengono consultati e come se è cambiata la consultazione. A questo punto è interessante interrogarsi su quali siano i fondi più consultati e, se possibile, comprendere come l'uso dell'archivio sia cambiato in base ai mutamenti riscontrati nella popolazione degli utenti. Ecco, voglio in tal senso precisare che non ho potuto incrociare chi consulta cosa, perché ho richiesto questi dati, sono dati aggregati, li ho richiesti come semplice utente, come semplice studioso, non sono qui in rappresentanza dell'Archivio di Stato di Milano, e anche per motivi di privacy non ho consultato le schede personali degli utenti, quindi non so cosa consulta l'ingegnere, cosa consulta l'architetto, cosa consulta il docente universitario, però chiaramente posso, anche leggendo i dati e confrontandoli, si possono ricavare delle informazioni in tal senso. Quali sono le domande che mi sono posto? Quali sono i fondi più consultati, chiaramente, quali quelli che potrebbero essere maggiormente valorizzati, quanto possono influire le variazioni registrate nella popolazione degli utenti con il successo o il declino di un determinato fondo, quanto possono influire in queste dinamiche la compilazione di un nuovo inventario o la realizzazione di un progetto di digitalizzazione con la seguente pubblicazione online delle riproduzioni dei documenti. Chiaramente in questa sede ho ancora 5 minuti e non di più, e quindi non risponderò a tutte queste domande, troverete le mie considerazioni personali negli atti del convegno. Voglio però farvi notare alcuni aspetti. Beh, questa, ecco, è l'evoluzione dei pezzi richiesti. Chiaramente, come abbiamo visto, è calato il numero degli iscritti, è calato anche il numero dei pezzi richiesti, non solo per il calo del numero degli iscritti, ma anche per le limitazioni, e questo è un problema degli archivi di Stato. Nel momento in cui un utente, io quando ho svolto la mia tesi di dottorato, quotidianamente consultavo 6 pezzi al giorno, perché all'epoca era possibile consultare 6 pezzi al giorno, oggi la limitazione è a 4 pezzi. Ricordo quando ero venuto a Venezia, certo non so se è ancora così, ebbi la possibilità di consultare 2 pezzi, quindi voi capite che riducendo, adesso è diventato 3, perfetto. No, anche prima. Era anche prima. Quindi riducendo il numero delle richieste, i colleghi più anziani mi parlano che negli anni 80 la possibilità era di 12 pezzi al giorno. Voi capite che anche questo ha determinato, e anche questo è un problema che dobbiamo affrontare come archivisti. Spesso e volentieri gli utenti ci chiedono di consultare tanti pezzi e non dobbiamo entrare nel merito di che ricerca stanno facendo. Se devono fare solo un controllo di dati che magari hanno già raccolto in precedenza, dovrebbero avere la possibilità di consultare anche 12 pezzi al giorno. Questo è un altro aspetto da affrontare. La consultazione della documentazione digitalizzata. Questo è un dato che ho ricavato dall'annuario dell'Archivio di Stato di Milano. È chiaro che la possibilità di consultare online soprattutto alcune tipologie, e i progetti di digitalizzazione andrebbero calibrati sulla tipologia documentale. Chiaro, le mappe catastali, ad esempio, sono una documentazione che si presta alla digitalizzazione e che ovviamente consente di non movimentare più questa documentazione molto fragile, ma viene anche consultata in maniera molto agevole dagli utenti online, e quindi il calo del numero degli iscritti può dipendere in parte anche da quello. Molti non vengono più perché volevano consultare, quegli studenti di architettura non hanno più bisogno di fare le fotocopie, da casa possono vedere la mappa che interessa per i loro studi. Ma velocemente, questi sono i fondi più consultati in questo decennio, in questi 11 anni, e vediamo che chiaramente rispetto ai dati di cui vi ho parlato sul periodo cronologico, quindi abbiamo visto la storia contemporanea, sembra quella che va per la maggiore, in realtà poi i fondi ci dicono che non è così, che gli studiosi che si fermano più giorni, che sono quotidianamente in sala studio, si concentrano soprattutto su fondi di antico regime, sugli atti notarili, è chiaro, sugli atti... Si può leggere qualche voce? Sì, la prima voce è atti dei notai, quindi la documentazione notarile, la seconda è gli atti di governo, quel superfondo, la terza è l'archivio generale del fondo di religione, quindi delle corporazioni e degli enti soppressi. Il quarto è Prefettura di Milano, ma influenzato fortemente e poi lo vediamo in conclusione, dai cementi armati. Carteggio visconteo sforzesco, catasto, quindi voi vedete che non state trovando fondi di età contemporanea, i tribunali e quant'altro sono in posizioni, diciamo, di retroguardia. Perché? È chiaro, perché hanno esigenze diverse, non battono a tappeto i fondi questi studiosi, questi utenti, diciamo, questi utenti che si concentrano sugli archivi contemporanei, cercano un pezzo, cercano una sentenza specifica e quindi
hanno, lo ribadisco per l'ennesima volta, esigenze diverse. In questa slide vedete i dati aggregati, ovvero non per singoli fondi, ma per raccolte di fondi, per così dire, quindi il notarile, quindi gli atti dei notai e tutti gli altri fondi notarili, 62.000 richieste, gli atti di governi 39.000 e così via. Il dato non cambia. Un altro dato particolarmente interessante, che si ricollega a quello che ho detto fino ad ora, è il peso specifico dei fondi. È chiaro che gli atti, i notai sono 60.000 filze e hanno molte richieste, ma vediamo il peso specifico. Ecco che in questo periodo, ad esempio, gli autografi di cui vi parlavo, ogni scatola, ogni pezzo, ogni busta, sono proprio delle scatole di legno, di autografi è stato richiesto 12 volte. Quindi noi possiamo dire che quasi tutto il fondo autografi è stato movimentato, mentre altri fondi non sono stati movimentati. Il fondo catasto, che è immenso, solo 0,5 pezzi, vuol dire che metà del catasto in 11 anni non è mai stato movimentato dai depositi. E anche questo è significativo. Poi vi farò vedere una slide sugli atti dei notai. Scusate. Vi farò vedere quanti pezzi non sono mai stati mossi. In una pianificazione, per esempio, della ristrutturazione dei depositi, potrebbe essere interessante valutare quali pezzi non sono mai stati consultati ed escluderli magari dalla consultazione senza creare dei disagi agli utenti. Presento solo dei casi particolari. Chiaramente vi dicevo, non ho avuto la possibilità di guardare le schede personali e non ho neanche voluto guardare le schede personali, però alcuni casi li conosco perché li sono amici o comunque conoscenti e quindi so che sono quelli studiosi che hanno consultato quei fondi. Tanto per farvi capire che a volte delle particolari circostanze o singoli studiosi modificano anche radicalmente quelle che possono essere le statistiche. È la classica storia del pollo: tutti mangiamo un pollo, ma c'è qualcuno che ne mangia 6 e qualcuno che non ne mangia nessuno durante l'anno. Ecco, vediamo ad esempio i fondi della Prima Guerra Mondiale, i fondi militari. Chi lavora in archivio saprà che negli ultimi anni abbiamo avuto grandi ricerche a tappeto sui fondi dei distretti militari per le varie ricorrenze legate alla Prima Guerra Mondiale. Ecco, voi vedete che fino al 2015 sostanzialmente i distretti militari venivano consultati poco dagli studiosi, venivano utilizzati molto per ricerche per corrispondenza, quindi ricerche svolte direttamente dal personale dell'archivio. E questi sono tutti in parte nuovi utenti che si sono avvicinati all'archivio proprio per svolgere queste ricerche, soprattutto amatori, magari guidati da dei ricercatori, i classici ricercatori indipendenti. E devo dire che parte di questa popolazione poi ha continuato a venire in archivio, quindi si è appassionata, ed è anche questo, cioè delle circostanze particolari possono creare una fidelizzazione nell'utenza. Quindi bisogna guardare con un certo occhio, anche di riguardo dal mio punto di vista, questi utenti, non snobbarli o considerarli come una scocciatura, che a volte lo sono effettivamente perché consultano, tanti magari arrivano in 5, 6, 7 insieme e creano delle difficoltà nella gestione. Sì, vado velocemente alla chiusura, altri casi particolari non mi soffermo, ma sono più o meno casi simili, cioè singoli utenti. Vedete che questo fondo, per esempio l'Archivio Postale Lombardo, mai consultato, un picco che quindi crea un'esigenza particolare in quel determinato momento, un'esigenza magari anche di creare degli strumenti adatti alla consultazione. E arrivo alle conclusioni dicendo che i numeri da soli sono poca cosa, ma ci possono comunque aiutare a sentire la voce silenziosa dell'utenza, dal mio punto di vista. È una voce che dobbiamo necessariamente ascoltare, spogliandoci dei nostri preconcetti, se vogliamo che gli archivi rimangano, forse sarebbe meglio dire diventino realmente arsenali della democrazia. Nel corso degli ultimi anni mi sono trovato, come vi dicevo più volte, a gestire questioni relative a spostamenti di fondi, alcuni fondi da mettere, da escludere dalla consultazione. Ecco che guardare quei dati può essere interessante. Vi parlavo di questo caso particolare degli atti dei notai. Nessuno a Milano penserebbe mai di escludere dalla consultazione o di portare in un deposito esterno parte degli atti dei notai. E io anche qui provocatoriamente dico: perché no? Circa 30.000 pezzi di questo fondo non sono mai stati consultati nell'ultimo decennio. 30.000 pezzi vorrebbe dire
in un caso per esempio di ristrutturazione di un deposito, poter stoccare questi 30.000 pezzi e poter agire magari su una parte dei depositi per ristrutturarli. È chiaro che magari quei 30.000 pezzi verranno richiesti nei prossimi 6 mesi, ma i dati possono aiutarci a comprendere quali altri fondi non sono consultati con una certa frequenza e quindi a attuare dei progetti, delle politiche legati a dati concreti che vanno sempre interpretati. Ma dico, i pubblici, come si è visto, sono diversi. Quotidianamente in sala studio si presentano docenti universitari, studenti, professionisti, amatori. Ciascuno ha esigenze diverse, pone domande diverse e merita risposte diverse. Diversi devono essere gli strumenti di ricerca, diverse le chiavi di accesso alla documentazione, diversi i consigli che gli archivisti dovranno fornire. E se gli utenti ci chiedessero di tornare a creare grandi collezioni di autografi? Se mostrassero una particolare predilezione per i fondi organizzati per materia, snobbando quelli che con grande fatica qualche archivista ha tentato di riportare al loro ordine originario, come pare avvenire a Milano, se si accontentassero di indici ben fatti, saltando a pie pari, come di norma fanno, le introduzioni che con grande fatica qualche archivista ha voluto far precedere il proprio inventario, con atteggiamento laico, potrei dire quasi eretico, non avrei problemi a rispondere positivamente a queste richieste, essendo io un epigono di Luca Peroni e un grande ammiratore di Luca Peroni. Ovviamente, concludendo, a bloccare la mia mano di epigono appunto dell'archivista Peroni ci pensano fortunatamente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anche insieme a vari regolamenti enormi. Ovviamente fatemi concludere, perché la sfida dunque è trovare modi differenti di descrivere lo stesso oggetto, anche a costo di infrangere i sacri dettami dell'archivistica, tenendoli tuttavia sempre a mente. Di standard descrittivi, metadati e altri strumenti del mestiere possiamo anche farne a meno, forse, ammesso che ciò avvenga in maniera ponderata per poter valutare attentamente e con cognizione di causa la strada intrapresa. Forse, mettendo da parte le provocazioni, gli archivisti dovrebbero invece guidare questo cambiamento e non subirlo passivamente, cercando di conservare, magari attualizzandolo. E qui cito quella relazione di Vitali e Vivoli del 2004, magari attualizzandolo, quel profilo scientifico alto che gli archivi, soprattutto quelli di Stato, pur con alti e bassi a secondo delle diverse fasi storiche, si sono sforzati di conseguire nel corso degli ultimi decenni, quindi dare delle risposte a queste nuove domande, ma sempre tenendo i piedi ben saldi nelle nostre, professionalità. E qui ringrazio, perché recentemente ho letto su Archivi 23 una mail, e qui ringrazio personalmente e pubblicamente il dottor Pensodoria, che recentemente ha ricordato questo principio della professionalità degli archivisti di Stato. Concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Nonostante la ruffianata finale, qualche cazziatone io ce l'avrei, però siccome abbiamo il pranzo, che credo che... Se qualcuno vuole porre... Ah sì, chiedo scusa, sì, non volevo censurare, ci mancherebbe altro. Aspetto allora il cazziatone. Sì. No, scusa, volevo solo dire che domani ci sarà forse una prima parziale risposta a queste, nelle relazioni di domani, a questi interrogativi che ti sei posto, perché forse, scusate, voglio solo dire rapidamente che forse la strada per dare una risposta alle esigenze di organizzazione nuova delle informazioni all'interno dei documenti non è quella di rinunciare alla nostra conoscenza storica ed istituzionale, ma può prendere altre strade questa esigenza, che è quella di rispettarle, ma organizzando i documenti in modo molto diverso, grazie a strutture informatiche ed algoritmiche, senza però rinunciare ad una conoscenza contestuale, senza la quale noi possiamo anche sostenere che Napoleone Bonaparte era poi sostanzialmente un ladro, come diceva il Papa. Bonaparte sono ladri, sono i francesi. Ma è chiaro che, per velocità nella conclusione, ma adesso mi prendo quei 5, è chiaro che la mia era una provocazione, ma che sono giunto a queste stesse conclusioni. È chiaro che sto sostenendo da tempo, peraltro, ma non è che
perché tutti leggono quello che scrivo o quello che sostengo in varie sedi, è chiaro che sto sostenendo proprio che bisogna mantenere questa professionalità, bisogna rispettare questa professionalità ed evitare che qualcuno dia quelle risposte che io provocatoriamente stavo dando, che però, devo dire la verità, ultimamente io sto sentendo, cioè progetti, parliamo apertamente tra di noi, progetti di digitalizzazione senza la metadatazione, progetti archivistici senza il rispetto di nessun criterio descrittivo. Ne abbiamo visti tutti, non dobbiamo nascondercelo, quindi io semplicemente, e queste cosa sono? Sono risposte magari all'utente che vorrebbe vedere tutto online, tutto digitalizzato. Quante volte in sala studio troviamo gli utenti che ci chiedono: ah, ma non è che mettendo il nome troviamo subito il documento che stiamo cercando? È chiaro che questa è una mia provocazione per dire che possiamo farlo, possiamo rispondere a queste esigenze, possiamo farlo anche immediatamente senza grandi difficoltà. Ma la sfida è proprio quella invece di rispondere con la nostra professionalità, con le nostre competenze, con quanto gli archivisti sono venuti, affermando nel corso dei decenni, e quanto la disciplina è giunta a definire nel corso dei decenni, rispondere con questi strumenti a queste domande senza banalizzare, senza semplificare quelle che sono le nostre risposte. Ecco, questa è la mia posizione. È chiaro che ero provocatorio nella conclusione del mio intervento. Prego. Ciao. Io sono Leonardo Mineo e con Marco ci confrontiamo spesso. Mi hanno colpito molto i dati, quelli relativi ai fondi più consultati dell'Archivio di Stato di Milano, però mi viene una considerazione che ribalta un po' forse anche quella che è la tua interpretazione. I fondi più consultati sono i fondi che si prestano ad una consultazione puntuale, cioè a una consultazione non necessariamente, a tappeto. Il notarile, in una sala di studio molto spesso si cercano le carte di quel notaio, o se notai contemporanei addirittura si cerca quell'atto. I fondi atti di governo, archivio ordinato per materia, indirizza il ricercatore verso una certa direzione. I cementi armati della prefettura sono una ricerca uno ad uno. Quello sì, gli altri... Le ricerche su altri fondi, in molti casi nei nostri istituti, e mi riferisco soprattutto ai fondi contemporanei, ai fondi giudiziari che non siano ricerche di singole sentenze, sono oggi resi assai difficili e di fatto impossibili in alcuni casi. Prima di tutto, come hai detto giustamente tu, dalla limitazione al numero dei pezzi. Chi fa ricerca, su fondi giudiziari o ricerche di storie contemporanee rarissimamente è in grado, di porre a frutto una giornata individuando 1, 2, 3, 4, 5 unità al giorno, soprattutto in assenza di inventari che non siano o gli elenchi di versamento o, nel caso degli archivi giudiziari, la messa a disposizione, ad esempio, dei registri generali o delle rubriche. Quindi, la difficoltà e le difficoltà, molto spesso si dice che i contemporaneisti non vengono in archivio, non fanno più ricerche in archivio. Secondo me è un po' un gioco forza che ad esempio i contemporaneisti si rivolgano a fonti private o a fonti giornalistiche o a fonti di altra natura o a fonti conservate in centri di documentazione che di fatto non sono altro che delle grandi selezioni di documentazione raccolte per vari motivi. Quindi, l'impressione che su determinate tipologie di materiale documentario i nostri istituti non sempre siano così attrezzati per ragioni di carattere materiali. Ora, da un certo punto di vista forse l'affermazione di Franco Venturi nella sua premessa 700 riformatori, citata da Pavone e D'Angiolini nel loro articolo sulla storia di Italia Einaudi sugli archivi, da un certo punto di vista forse per quel tipo di fonte rivela ancora oggi una certa attualità.
Sì, grazie. Solo 2 o 3 precisazioni. Per quanto riguarda la consultazione dei fondi, ma non vorrei poi entrare nel dettaglio, in realtà a Milano forse la situazione è un po' diversa rispetto ad altre realtà. Ad esempio il notarile viene consultato in realtà a tappeto da pochi studiosi. Chiaramente ci sono anche gli utenti che consultano il singolo notaio per cercare un singolo atto, ma il grosso di questi numeri viene fatto da alcuni studiosi, soprattutto di storia dell'arte, che battono a tappeto in realtà determinati periodi, semplicemente perché non c'è un indice delle parti e quindi non sanno il notaio e si passano magari 20 anni, prendono tutti i notai che hanno erogato in quei 20 anni, quindi sono delle ricerche a tappeto. La stessa cosa potrei dire degli atti di governo, nel senso pochi studiosi che battono a tappeto tutti gli atti di governo. Per 4-5 anni, adesso porto il caso personale, ho consultato circa 1 migliaio di faldoni degli atti di governo all'anno, quindi e con me altri studenti del dottorato di Milano che quotidianamente consultavano a tappeto dei fondi gli atti di governo. Chiaramente anche in quel caso ci sono questi utenti e altri utenti che vanno a fare delle ricerche puntuali, mentre correttamente, e come cercavo di illustrare, gli atti contemporanei spesso e volentieri vengono consultati da chi cerca il singolo atto, perché diventa molto complicato fare delle ricerche a tappeto per la mancanza di strumenti di corredo adeguati, e sono d'accordo con te sul fatto che gli archivisti dovrebbero, appunto nell'ambito del ragionamento che ho fatto, dovrebbero dare delle risposte a tutti gli utenti e favorire tutte le ricerche. Effettivamente noi facciamo grande fatica a metterci a fare degli inventari degli strumenti, degli indici di fondi giudiziari, perché è un lavoro molto noioso, è un lavoro molto lungo, è un lavoro che non dà soddisfazioni, almeno a molti archivisti non dà soddisfazione. Non entro poi nel merito di casi particolari perché non voglio appunto tirare in ballo colleghi o altri. Prima. Poi andiamo a pranzo. Sì. Ma mi piace aver stimolato molti. Notazione sulla questione dei 30.000 notarili non consultati. Sì. Non hai dato indicazione sull'arco cronologico di quelli non consultati e quelli consultati. Perché non ho questo perché nella mia esperienza di consultatrice come dire, compulsiva di notarili in una vita precedente, i notarili interessano in maniera straordinaria i medievisti, mentre interessano anche i modernisti, ma va a scemare questo interesse, perlomeno nell'esperienza non solo mia ma di ricercatori con cui ho lavorato, per cui la questione dei 30.000 non consultati diciamo forse è un dato che va in qualche modo contestualizzato, perché potrei fare delle ipotesi, un discorso di questo genere. Poi la consultazione, come giustamente forse diceva Leonardo, non mi ricordo, o anche te, la consultazione seriale e a tappeto dei notarili in realtà è una cosa che gli storici, specialmente ricostruendo il tessuto di un quartiere, una serie di fenomeni, non solo gli storici dell'arte, fanno. È evidente che la consultazione a tappeto di tutti i notai di un rione, sto pensando a Roma, è una cosa che non la fa una massa di persone, ma si fa, ecco, non è esclusivamente. Per quanto riguarda il notarile, ovviamente c'è la possibilità attraverso i dati di analizzare quali sono i periodi. Mi viene a dire, a Milano sulla parte medievale in senso stretto, diciamo, c'è pochissimo del notarile, quindi in realtà sì, ecco, si concentrano sulla prima età moderna fino al 600 e poi effettivamente va scemando nel 700, va scemando soprattutto nell'800, perché si conservano fonti molto più facili da consultare, come l'ufficio del registro, che invece ha un inventario analitico nome per nome, e quindi si ritrova subito l'atto, e non tutti, quando ritrovano la copia dell'atto nell'ufficio del registro, poi vanno a ricercare l'originale negli atti dei notai. Però ecco, anche quello era un caso, ci sono molti altri fondi che in realtà non sono mai stati consultati, probabilmente anche per la mancanza di strumenti di corredo. Quello è chiaro, bisogna incrociare le varie analisi per arrivare a un... Sì, da rispondere, perché all'Archivio Centrale dello Stato per secoli nessuno consultava la Corte dei Conti, che è un fondo straordinario. È bastato che uscisse un libro
che presentava i risultati di una ricerca sul fondo della Corte dei Conti, improvvisamente sono comparsi quelli che chiedevano di consultare la Corte dei Conti, quindi fosse stata mandata non so dove, ci si sarebbe trovati totalmente impreparati a questa nuova situazione. Il mio ragionamento ovviamente era limitato a un periodo di esclusione, sì certo, a un periodo di esclusione limitato nel tempo, e il discorso era un po' più complesso, ma per brevità comunque lo ritroveremo. Dal regia mi dicono che riprenderemo alle 14:30. Grazie.